Ci siamo amici sportivi, buongiorno, buon pomeriggio dall'impianto Capone di Vigasio. È il giorno che chiude la stagione, la chiude nel migliore dei modi con una bella finale, la finale per la Coppa provinciale, la Coppa di terza categoria, la Coppa Verona, Memorial Gianni Segalla. Siamo qui con i presidenti delle due squadre che se la giocheranno, naturalmente Sergio Pellissier per la Clivense e Ivan Cerato per il Vestenanova. Buongiorno Sergio. Buongiorno a tutti. Ciao Ivan. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, è una stagione che a voi ha regalato molto, naturalmente sopra le aspettative l'abbiamo detto più volte, in questo bel impianto con questa bella cornice c'è oggi l'opportunità di chiudere veramente alla perfezione. Sì, dai, è stata un'annata veramente bella, insperata all'inizio e chiuderla qua con l'ultima giornata, la finale di Coppa con degli amici, perché comunque con loro, con Ivan siamo sempre andati d'accordo e non abbiamo mai avuto niente da dire, quindi è bello poter festeggiare oggi questa bella giornata e poi questo è sport, uno festeggerà un po' di più, uno un po' di meno, però è bello essere riusciti ad arrivare in questo momento. Allora, voi abbiamo già detto, avete già ottenuto due risultati eclatanti, il Vestenanova altrettanto perché è arrivato terzo in campionato, è riuscito ad arrivare in finale di Coppa ed questo è ufficiale, al primo posto degli eventuali ripescaggi per la seconda, vuol dire che la prima squadra che non si iscrive per la seconda vi regala, voi volendo, il posto. Certo. Beh, siamo felicissimi, diciamo che anche per noi sopra le aspettative, noi partiamo ogni anno con un profilo molto basso e man mano strada facendo vediamo dove possiamo arrivare. Quest'anno siamo riusciti a fare tanta cosa, io dico sempre non è il punto finale ma è il percorso che conta e quest'anno il percorso ci ha regalato tante belle cose, ci ha regalato anche belle sfide con la Clivense che a Vesten ha portato, come avevo già detto in precedenza, una festa, perché per noi è stata una festa, tutta la gente richiamata, resterà comunque nella storia questa partita e i risultati alla fine portano anche un seguito importante. Vediamo che abbiamo parecchie persone di Vestenanova che sono partiti, ne parlavamo poi magari meglio, ok? Abbiamo fatto parecchia strada e ci hanno sempre seguito, spese sue e tutto quanto, sono stati bravi. Devo fare i complimenti al nostro RGV, reparto geriatrico Vestenanova, che ha tutta una storia, e faccio i complimenti a questi ragazzi che ci seguono sempre e mettono lo spirito giusto senza mai esagerare comunque, perché devo dire che dove sono stati non hanno mai oltrepassato quello che è lo spirito sportivo nel fare il tifo per la propria squadra, e questo devo sottolinearlo. E quando si parla di spirito e di passione è la parte più bella che hai trovato quest'anno nei dilettanti, Sergio, la tua prima esperienza alla base della piramide e tra l'altro dicevi giustamente una società amica, non è stato scontato, il Vestenanova insieme ad altre che abbiamo sottolineato in stagione è stata una delle società che ha capito lo spirito e anche l'opportunità che hanno avuto a livello di visibilità per una categoria come questa. Ma io credo il bello del calcio siano il pubblico, siano le persone che ti seguono, sia la passione che hanno nella tua squadra. È normale che ci può essere un po' di arrabbiatura quando le cose non vanno bene o quando magari i risultati non sono quelli che speri ogni anno, però loro, penso che sia stata fuori casa, soprattutto da loro, l'unica squadra che avesse un pubblico come il nostro e ci ha dato un bel filo da torcere e non hanno fatto niente. A fine gara ci siamo ritrovati tutti, non è successo niente, questo deve essere l'esempio per il calcio. Poi certo siamo in terza categoria, tante persone così allo stadio, non so quante volte si possono vedere, ma è bello che anche questi ragazzi fanno tanti di quei sacrifici, lo fanno prettamente per passione perché non prendono un euro neanche quando scendono in campo, e vedersi tante persone che tifano e a volte anche tifano contro, però che ci sono allo stadio e anche si sentono anche loro calciatori professionisti per una volta. E a proposito di sacrifici, ne parlavamo prima, io l'ho fatto il conto, Ivan, di quanti chilometri avete fatto quest'anno per le trasferte e abbiamo fatto una media tra andata e ritorno di un centinaio a trasferta, per 15 fa 1500, avete fatto mezza Italia voi. Sì, essendo che siamo situati a 25 km dall'autostrada, quindi la via comunicazione più importante, ogni volta che ci spostiamo dobbiamo fare un bel po' di chilometri, facciamo volentieri, non ci sono pesati questi 1500, anzi, e poi quando alla fine raccogli un po' tutti questi, fai il conto, guardi indietro, vedi i chilometri, però vedi dove sei arrivato,
la fatica si sente meno, ecco. Un'ultima domanda a testa, ve la faccio personale, un po' così diversa del solito. Chiedo a Sergio che cosa hanno imparato secondo te i tuoi figli che ti seguono sempre con tanta passione da un'annata come questa, e a Ivan invece che fa, lo sappiamo, il macellaio, che taglio sarebbe per il Vestenanova questa stagione? Sicuramente un taglio pregiato. Sergio. Beh, oddio, quest'anno hanno visto il bel calcio e fortunatamente abbiamo vinto tanto e quindi non hanno provato l'ebbrezza di perdere o di far fatica e credo che hanno trovato una famiglia perché chiunque tifoso della Clivense è sempre stato, sono venuti per la passione che avevano per la loro squadra, per la passione che hanno visto in noi che abbiamo creato questo progetto e mi sono sempre divertito a portarli perché loro si sono divertiti a vedere la partita ma anche in stare in compagnia delle persone e questo è quello che io ho sempre voluto fare anche da professionista, penso che sia la cosa più bella in assoluto. Poi certo contano tanto i risultati perché ci possono essere tante persone che vengono a seconda di come fai in campionato, però l'educazione e il rispetto per le persone che noi come Clivense abbiamo cercato di fare è quello che io voglio sempre insegnare ai miei figli, quindi anche nello sport puoi insegnare qualcosa ai tuoi figli. Ivan? Ma diciamo che ci pensavo sopra finché rispondeva a Sergio. Filetto sarebbe scontato, direi più una tagliatina tenera da tagliare giù pian piano e da gustarsi pian pianino come abbiamo fatto quest'anno. Ci siamo gustati il campionato pezzo dopo pezzo. E ci hai fatto venire fame, allora gustiamoci questa finale di Coppa Verona. Grazie, in bocca al lupo e complimenti comunque vada per questa stagione meravigliosa sia alla Clivense che al Vestenanova. Grazie davanti a tutti, Sergio. Noi andiamo in spot e torniamo tra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Di nuovo in diretta, amici sportivi, dall'impianto Capone di Vigasio per la finale di Coppa Verona tra la Clivense e il Vestenanova. Siamo con Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona che ci ha raggiunto. Ciao Jacopo. Ciao Luca e benvenuti a tutti i nostri amici tifosi. E con due dirigenti naturalmente della Clivense che ci hanno accompagnato per tutto l'anno, Walter Maggiotto. Ciao, buonasera a tutti. E Andrea Bicego. Ciao a tutti, buonasera. Allora, a rimbalzo, a ping pong, come ti senti Walter? Tu sei sempre uno che la vive la partita. Beh, guarda, che sia terza categoria, primavera o quant'altro, è sempre una partita e la tensione c'è sempre, ma non solo adesso un'ora e mezza prima della gara, ma già dal mattino quando ti svegli. Ecco, qua dice molto perché poi anche è molto succinto, no? Nel commento. Andrea, invece te ti vedo un po' più rilassato, un'impressione mia. Sì, sono tranquillo anche perché i ragazzi li ho visti carichi loro, è sufficiente che siano loro.
Molto fiducioso, va bene. Allora, proviamo comunque, indipendentemente da oggi, so che è un esercizio che non piace molto nel prepartita, però a fare un bilancio, perché la stagione è stata comunque strepitosa, oltre le attese. Beh, il bilancio è più che positivo. Chiaramente quando siamo partiti c'era qualche perplessità, eccetera, però questo grazie comunque a tutto lo staff è stato fatto un ottimo lavoro e i risultati si vedono. Andrea, team manager, che settimana è stata per la squadra? Una settimana anche densa perché avete giocato solamente mercoledì, una partita pazzesca con San Pancrazio che ha fatto vedere ancora una volta che questa terza categoria quest'anno ha fatto vedere anche delle buone cose. Sì, è stata una terza categoria di alto livello quest'anno. La partita di mercoledì è stata determinante per noi, ma comunque una partita molto importante, giocata molto bene da entrambe le squadre. E devo ringraziare, ne approfitto per ringraziare tra l'altro tutti i tifosi che ci hanno seguito, perché sono stati il nostro 12° uomo in campo, ci hanno dato una mano sempre, quindi un ringraziamento veramente speciale a loro, a tutti i ragazzi che si sono impegnati al massimo per ottenere i risultati che abbiamo ottenuto, e quindi oggi vediamo se speriamo di riuscire a coronare il nostro sogno, che è quello di vincere anche questa Coppa. Eccoli qua, hanno risposto, quelli del Northside 94, davvero fedelissimi. Devo dire che oggi c'è una nutrita presenza anche di tifoseria ospite, che si fanno, a proposito di passioni e di sacrifici, centinaia di chilometri ogni volta, perché almeno sono una cinquantina da andare e tornare da Vestena. Jacopo, ti aspettavi il Vestenanova in finale? No, sinceramente no, perché abbiamo visto comunque anche l'avversaria della Clivense che comunque sul campo hanno dato filo da torcere proprio alla Clivense. Ma si sa, comunque ogni partita poi è da giocare, quindi i pronostici hanno un valore, ma dopo sul campo può succedere di tutto, come abbiamo visto appunto contro il Borgo, che fino all'ultimo la Clivense se l'è vista veramente dura. È una finale, quindi può succedere di tutto, staremo a vedere. Un'ultima battuta, allora abbiamo detto il Borgo che vi ha fatto praticamente tutti i gol che avete subito quest'anno, ne ha fatti 7 su dei 16 che avete preso in tutta la stagione. Ve la siete un po', come si può dire, sudata? Avete avuto paura di non farcela mercoledì a un certo punto? No, su questo no, la paura mai, anche perché i ragazzi, anche se subiscono un gol eccetera, c'è subito una pronta reazione, sono consci delle proprie possibilità eccetera, e poi ovviamente qua vedi il carattere di tutta la squadra che non ci stanno a perdere e chiaramente vogliono sempre un risultato positivo. Andrea, la chiudo soft con una domanda semplice: cos'è stata per te quest'anno la Clivense, come l'hai vissuta, e ripensando soprattutto a come si è partiti, che sensazioni ti vengono in mente adesso ripensando a 8-9 mesi fa? Sì, allora 8-9 mesi fa io ho ricevuto una telefonata da Sergio che mi ha chiesto se volevo intraprendere questa nuova avventura. Ho accettato, e adesso che è terminato il primo anno devo dire che ho accettato e sono contento e orgoglioso di quello che è successo, perché è stato veramente un anno pieno di soddisfazioni. Terna arbitrale che ci è passata di fianco, conferma di un appuntamento assolutamente ufficiale importante. Ringraziamo Andrea Bissico, team manager della Clivense, e anche Walter Maggiotto, dirigente e accompagnatore. Buona partita. E Jacopo, noi siamo pronti per salire in cabina di regia. Prima di tutto però ti chiedo che partita ti aspetti, perché il Vestenanova, l'abbiamo detto anche nell'occasione della recente gara che hanno fatto in via Sogare, no? Poche settimane fa, è una squadra che lontano dalle mura amica paradossalmente rende ancora di più, proprio perché sente più forte la propria identità probabilmente. Sì, sicuramente ce ne siamo accorti, no? Quando anche i tifosi hanno seguito la squadra, ma anche quando siamo andati noi, no? A Vestenanova hanno un bel seguito, un bel tifo, e comunque lo testimonia anche l'ultima partita quando hanno vinto 3-2, no? Nella semifinale contro il Baldo, anche lì una bellissima partita agguerrita fino all'ultimo minuto, hanno segnato, no? Al 49esimo, e vuol dire che se sono in finale qualcosa hanno dimostrato. La Clivense li conoscono perché ci hanno giocato 2 volte in campionato, però come dicevo prima questa è una partita dove si parte da zero. Ricordiamolo, tra l'altro sono finite tutte e due 3-0 le partite per la Clivense, ma tutte e due con molta fatica, perché c'è stato un momento in cui il Vestenanova più volte ha rischiato di pareggiare. Accogliamo nel frattempo, ringraziamo e salutiamo anche il vicepresidente della Clivense Enzo Zanin. Ciao Enzo, buongiorno, è un piacere vederti qui davanti alla coppa che sperate di alzare tra un paio d'ore o poco più. Si è girato a guardarla con tanto di saluto, insomma c'è anche la targa del Memorial e ci sono le medaglie, sono di 2 colori diversi. E il tuo Mona invece di che colore è? Buono, dai, insomma,
un po' teso per la partita, ma come tutte le partite, come tutto il campionato, per cui insomma ho fiducia nei nostri ragazzi che finora ci hanno dato un sacco di soddisfazioni, sono sicuro che si impegneranno anche oggi per ottenere il massimo del risultato, poi se succederà bene, altrimenti saremo orgogliosi lo stesso. Senti, tu hai giocato in palcoscenici importanti, l'abbiamo detto più volte. Com'è chiudere la stagione in terza categoria in un anno zero come questo per voi, di questo significato, in questo impianto e con questo scenario? Allora devo dire che lo scenario, questo è un bello stadio, però siamo stati in altri posti quest'anno, già a Vestenanova all'andata, in altri impianti dove c'era veramente tantissima gente al nostro arrivo. E la cosa che mi ha dato più soddisfazione quest'anno sono le parole dette prima dal presidente del Vestenanova, che ci ha detto che abbiamo portato insomma del bene a questa categoria, quindi questo insomma per noi è una bella cosa. È un anno sicuramente storico per questa categoria, probabilmente irripetibile, dopo ne parleremo anche all'intervallo con il delegato provinciale Claudio Prando, che naturalmente è in tribuna e verrà a fare le premiazioni. E invece come avete vissuto questi giorni? Non ti dico questa settimana perché già mercoledì si giocava, allora ti chiedo prima come era il vostro stato d'animo, come avete vissuto la partita di mercoledì, che è stato un ottovolante assoluto, e poi da mercoledì ad oggi che settimana breve è stata? Mercoledì è stata una bella partita, nel senso che abbiamo commesso errori da una parte e dall'altra, però vedere 9 gol è sempre divertente, poi è chiaro che se ne vedi 9 e vinci sei ancora più contento. Poi c'è talmente poco spazio che credo i ragazzi si siano allenati venerdì sera, un allenamento breve, ma il mister ha preparato sicuramente bene questa partita. Ultima domanda, c'è anche se oggi è la giornata da godersi, anche come finale di stagione, un occhio sempre anche fuori campo, dove avete raggiunto dei buoni risultati, degli ottimi risultati sopra le aspettative col crowdfunding, e dove contate, per assurdo forse proprio da domattina o stanotte, di accelerare ancora di più? Sì, il crowdfunding finirà fra una quindicina di giorni, 16 mi pare, per cui c'è ancora tempo e spazio. Continuano a chiamarmi amici e persone che conosco che faranno nei prossimi giorni il loro piccolo o grande investimento, per cui insomma credo che avremo ancora più soddisfazione, e da domani poi pensiamo a cosa fare per l'anno prossimo. E intanto si pensa alla partita. Grazie e complimenti, indipendentemente dalla giornata, a Enzo Zanin, vicepresidente della Clivense. Jacopo, noi adesso torniamo in cabina di regia per la telecronaca. Abbiamo... Sì, dell'altra società, dovrebbero mandarci un dirigente, vediamo se facciamo in tempo. Allora, prima, nell'attesa, possiamo mandare le interviste realizzate nel prepartita, quindi pochi minuti fa, dall'ufficio stampa della Clivense Damiano Beltotto ai due allenatori, naturalmente Allegretti per i biancocelesti e Moreno Beltrame per i biancoverdi. Mister, abbiamo detto prima di iniziare l'intervista, è stata una stagione lunga, però oggi è l'ultima, qualunque sia il risultato. Lunga, faticosa, ricca di successi, quindi con oggi finisce tutto, di sicuro non abbiamo più niente da fare, e quindi l'obiettivo è quello di chiudere in bellezza, coronando veramente qualcosa di eccezionale. Senti, poi l'intervista finale te la facciamo come di rito dopo la gara, qualunque appunto sia il risultato, però mi piacerebbe capire se ci sono delle cose che rifaresti o non rifaresti. Ma fondamentalmente penso che i risultati parlino chiaro, quindi è difficile pensare di non rifare qualcosa visto come sono andate le cose. La scelta la rifarei di sicuro, quindi io termino l'anno, a prescindere dal risultato da oggi, con grande orgoglio per quello che è stato fatto, con la consapevolezza che ci siamo tutti quanti impegnati tanto, quindi i giocatori in primis che hanno raggiunto questi grandi risultati, ma così come tutte le persone che poi lavorano oggi per la Clivense e che mi auguro possano far parte anche in futuro di questa realtà. Veniamo alla gara di oggi, una squadra che insomma vi conoscete, no? Il Vestena conosce la Clivense e viceversa, una gara che certamente hai preparato come fai al solito, pensando a noi e non guardando tanto gli avversari, però sono sicuramente avversari forti, indubbiamente anche gli altri erano tanto forti, però insomma col Vestenanova c'è sempre da correre.
Sì, ma era inevitabile che a questo punto arrivassero le migliori, quindi onestamente che fosse stato il Vestenanova o il Baldo sarebbe cambiato poco, perché non è sicuramente un avversario piuttosto che un altro facile da affrontare a questo punto della stagione, avendo poi 4 partite con quella di oggi sulle gambe in tempi ravvicinati. Perciò, come tutte le finali, ha una storia a sé rispetto a quello che è successo durante il campionato. La posta in palio è alta e quindi dobbiamo farci trovare pronti, perché, come ho detto prima, noi vogliamo chiudere nel migliore dei modi e la cosa più importante è cercare di fare di tutto per chiudere nel migliore dei modi. Poi quello che verrà sarà sicuramente accettato nella maniera giusta, come abbiamo sempre accettato le vittorie, come abbiamo sempre rispettato gli altri, e quella volta, per fortuna, l'unica che è successo che abbiamo perso l'abbiamo comunque affrontata sempre a testa alta. Senti, quanto è bello a qualunque livello, in qualunque categoria, arrivare a una finale? Ma arrivare alla finale è bellissimo, perché comunque il percorso che porta alle finali è chiaro che è fatto di tanta fatica, tanto lavoro, e quindi una finale in generale è il coronamento di un percorso fatto per bene. Quindi noi, al di là del campionato, dove è un discorso un po' più lungo, la finale siamo riusciti ad affrontarla e vincerla, quella per il titolo provinciale, e ci teniamo a fare lo stesso anche in Coppa, visto che è da mesi che affrontiamo queste partite col massimo impegno. Grazie, in bocca al lupo. Buongiorno mister, oggi è l'ultima partita, la stagione è pur sempre una finale. Come hai preparato questa partita? Ma l'abbiamo preparata come una partita di fine stagione, cioè abbiamo diversi acciacchi, comunque ci arriviamo con entusiasmo, cerchiamo di rendere la vita difficile alla Clivense, noi ci crediamo, insomma, no? Con il nostro l'entusiasmo ce l'abbiamo, speriamo di avere anche gambe e fiato. Appunto, come ti ho detto, gambe e fiato oggi saranno molto importanti, soprattutto visto il clima, che c'è molto, molto torrido oggi, soprattutto l'orario anche della partita non è molto di aiuto. Secondo te può essere un fattore questo, soprattutto nella ripresa? Sicuramente sarà non dico una gara ad eliminazione, ma sicuramente è un fattore importante, insomma, a fine stagione, caldi, e vediamo, insomma, dai, noi ci proviamo, ci crediamo. Quanto sarà importante proprio da questo punto di vista la panchina, soprattutto chi entrerà, con che testa deve entrare in un match del genere? Sicuramente la panchina è fondamentale, come lo è sempre durante tutta la stagione, e purtroppo parlo per noi, non siamo moltissimi neanche in panchina, insomma, di utilizzabili, perché si arriva proprio siamo arrivati abbastanza scremati, ma credo sia così anche per la Clivense, insomma, facciamo del nostro meglio, dai, di sicuro in 11 la finiamo. Grazie mister. Eccoci di nuovo in diretta, amici sportivi, nel pre-partita di Clivense Vestenanova, la finale di Coppa Verona di terza categoria di questa stagione 2022 che si chiude oggi. Siamo nel bellissimo impianto Umberto Capone di Vigasio e siamo con il vicepresidente del Vigasio, Stefano Zaffani, quindi padrone di casa. Buongiorno, non possiamo dire benvenuti perché siamo noi benvenuti. Stefano, sei contento di questa giornata? Molto orgoglioso di ospitare qua la Clivense e Vestenanova per questa finale, insomma. Ti faccio subito una domanda, guarda quanta gente c'è, voi avete la prima squadra in eccellenza, c'è sempre così tanta gente? Quasi così, un po' di meno, però noi puntiamo sempre come obiettivo era la Serie D. Quest'anno è stata un'annata un po' andata così, l'anno prossimo riproveremo a arrivare in D, perché questa è la nostra categoria che ci compete. È una frase che mi risuona perché l'ho sentita più volte da Sergio Pellissi, naturalmente, per la Clivense in questa stagione. Sappiamo, non è una cosa nascosta, che loro puntano naturalmente a questo famoso ripescaggio con tanti salti multipli, e quindi potreste a breve, nell'augurio di tutti, naturalmente per voi e per loro, trovarvi in palcoscenici importanti entrambi. Esatto, questo è il nostro obiettivo. Noi compete la Serie D, siamo stati sfortunati col Covid che ci hanno penalizzato, siamo stati sfortunati il secondo anno sempre col Covid per quanto riguarda questa pandemia. Quest'anno abbiamo provato a vincere il campionato, però il primo anno con tutti nuovi, tutto lo staff nuovo, ci vuole sempre un po' di rodaggio. Anche perché c'è stata una squadra che ha fatto un campionato a parte quest'anno, va detto. A parte Villafranca e il Montecchio, che sono due grandi squadre, hanno fatto secondo me più del dovuto. Ecco, più del dovuto dovranno fare quest'oggi sia la Clivense che il Vestenanova, è la finale di Coppa Verona. Abbiamo parlato tanto della Clivense, il Vestenanova è veramente la sorpresa di questa giornata. Sicuramente sono due squadre che se sono arrivate fin qua il motivo ci sarà.
quindi che vinca il migliore, perché il verdetto è sempre dal campo. Assolutamente, grazie a Stefano Zaffani del Vigasio, vicepresidente, e noi andiamo a parlarvi ancora del crowdfunding e poi siamo pronti per la diretta di questa finale. Chi crede in questo progetto indubbiamente crede in qualcosa di nuovo. Anche se la finalità è la stessa di tante altre squadre, ma noi crediamo di poter essere diversi da come nasciamo e da quello che vogliamo essere. Nel mondo del calcio le altre nazioni hanno avuto un'evoluzione enorme, hanno stadi fantastici, hanno settori giovanili importanti, centri sportivi all'avanguardia, e io mi sono detto, visto che questo per me ritengo che sia una cosa fondamentale per la costruzione di una società, mi sembrava giusto partire appunto da queste cose. Bisogna credere in questo progetto perché intanto è un progetto fantastico, è un progetto che dovrebbero averlo tutte le società, dalla Serie A alla terza categoria, se vogliamo ritornare a essere una delle nazioni più importanti al mondo nel mondo del calcio. Il settore giovanile è importante, il settore giovanile aiuta, il settore giovanile è forse lo scopo di una società sportiva, o meglio dovrebbe essere lo scopo di una società sportiva, dare cioè la possibilità ai ragazzi del territorio, ma anche fuori del territorio, di vivere un'esperienza, di crescere con valori sani, con principi. I sogni sono belli perché sono quel qualcosa che ti costringe a impegnarti sempre al massimo per riuscire a raggiungerli. Lui è visionario. È il visionario del nostro duo, se vogliamo, è il bomber, è quello che fa gol, spinge tutti a dare il massimo sempre. È quello che è un po' più esperto, che mi aiuta a tenermi a freno, vuole la stessa cosa, però sa che bisogna avere i piedi ben piantati per terra, ecco, è importante. Sono due visioni diverse, c'è l'attaccante e il difensore, e insieme fanno squadra. Se una persona decide di entrare a far parte di questa famiglia, è certo che condivide quei valori, perché altrimenti non farebbe sacrifici, non vorrebbe darci una mano, non vorrebbe partecipare a questi sogni, a questi obiettivi, e quindi deve credere in quello che voglio far capire a tutti, in che società siamo, ma sicuramente saremo una società familiare, una società dove prima di tutto vengono le persone che vogliono bene questa società. Voglio riuscire a ottenere tutto quello che ho sempre sognato di poter avere con una società di calcio e poter dare il sentore di essere in una società importante, piccola per carità, non saremo mai competitivi come le grandi squadre, forse al momento non lo saremo mai, siamo una società sana e che, fidatevi, ho vissuto per 23 anni da professionista, e società sane, vere e proprie, che tu dici, beh, qualsiasi cosa fa non fallirà mai, è difficile trovare. Prendi quota con noi. Credi anche tu nella Clivense. Da un'impresa all'altra, una ha già vinto campionato e titolo provinciale, non male come anno zero, e oggi punta al famoso triplete. L'altra si è fatta 1500 km di trasferte in tutta la stagione e adesso, dall'alto del suo primo posto in graduatoria per il ripescaggio in seconda, vuole chiudere con la ciliegina Leggi Coppa Verona.
Amici del calcio dilettantistico, benvenuti all'Umberto Capone di Vigasio, benvenuti a Clivense Vestenanova, benvenuti da Luca Corradi, benvenuto come sempre a Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona per l'epilogo di questa stagione 2021-2022. Oggi è l'ultima giornata in cui commenteremo questa partita della Clivense. Jacopo. Sì, ciao Luca e benvenuti ai nostri amici tifosi. Sì, oggi gran finale con questa finale dove si decreterà il vincitore del torneo di Coppa Verona, un trofeo comunque che durante questa stagione ci ha accompagnato un po' a intermittenza, no? Perché c'è stato anche il rischio per un attimo che questa competizione non si finisse a causa appunto pandemia, ma per fortuna oggi siamo qui a commentare questo bellissimo epilogo. Con un tempismo eccezionale entrano in campo le due squadre, vediamo il Vestenanova con la casacca giallo-blu, mentre tra poco capiremo anche i colori scelti dalla società di Sergio Pellissier per questo appuntamento che chiude, come detto, la stagione, che dà la possibilità alla Clivense di appunto mettere in bacheca il terzo trofeo stagionale sui 3 disponibili e al Vestenanova di chiudere con un traguardo prestigioso, anche un trofeo in bacheca. Abbiamo detto il Vestenanova è arrivato terzo nel girone della Clivense a 52 punti, 13 punti sotto la corazzata biancoceleste, ha perso 3-0 sia l'andata che il ritorno in due partite comunque più equilibrate di quanto non dica il risultato nei confronti della formazione di mister Allegretti, e oggi appunto può provare a vincere anche la Coppa. Le squadre entrano un po' alla volta in campo, abbiamo visto mister Allegretti, vi leggiamo le formazioni. Partiamo dal Vestenanova che, come detto, si è fatto praticamente un centinaio di chilometri in media tra andata e ritorno a trasferta, ne ha fatte una quindicina, abbiamo fatto un calcolo così sommario, 1500 km, non male per giocatori e tifosi, anche a volte, come abbiamo visto nell'occasione del ritorno con la Clivense, fuori casa. Ecco la squadra bianco-azzurra che entra in campo appunto con la maglia bianca e gli inserti blu. Il Vestenanova sarà in campo con Agresti tra i pali, poi Perazzolo, Pagani, Ferrari, Melchiori, Munaretti, Carradore, Fabbrini, Zonin, Confente e Soave. In panchina con mister Moreno Beltrame c'è Pippo Pianetti, poi Ambrosi, Confente, Damini, Grimaldi, Tomiozzo, Presti Filippo, anzi, Oresti e Camponogara. Dobbiamo naturalmente interpretare la scrittura della squadra ospite. La Clivense in campo con Pippo Pavoni fra i pali, poi Vitale, Motta, De Martis, Elatimi, Tenuti, Memedi, Castellucci, Inzerauto, Pasinato e Facciolo. Dunque alcuni numeri anche molto particolari. Abbiamo un 4 a De Martis, un 2 a Vitale che già lo aveva mercoledì con il Borgo San Pancrazio. Però insomma questa è la formazione che mister Riccardo Allegretti ha scelto come titolare. In panchina con il secondo portiere Davide Squizzi ci sono Vallese, Olivieri, De Pani, Cavallaro e Davì. È completamente pieno l'Umberto Capone. C'è anche naturalmente la delegazione provinciale di Verona presente, che ha organizzato il tutto nella figura del delegato provinciale Claudio Prando. Ricordiamo che si tratta del Memorial Gianni Segalla, e all'intervallo avevamo anche l'onore di parlare proprio con Prando e con il figlio dell'ex dirigente della Lega Nazionale Dilettanti, a cui è intitolato questo trofeo. Il direttore di gara, che vedete e sentite fischiare in questo esatto istante, è Giuliano Kumbulla della sezione di Verona, che ci siamo informati, Jacopo, è a tutti gli effetti, lo avevamo già sì, notato nella gara del 27 novembre della Clivense in casa della Virtus, finita 0-0 tra l'altro con l'espulsione di Pavoni. È il fratello di Marasce Kumbulla, l'ex giocatore del Verona, ora in forza alla Roma, e notiamo anche, visto che siamo in un'ottima posizione, siamo anche veramente molto vicini, una somiglianza sì, con l'ex giocatore del Verona. Esattamente, una famiglia proprio dedicata al calcio. Ci sono naturalmente i tifosi dell'Offside 94, ci sono tanti tifosi arrivati anche dalla zona appunto di Vestenanova, dalla Lessinia, che si sono fatti questi 60 km più altri 60 per il ritorno, e il clima è davvero molto molto bello, molto acceso. C'è proprio l'atmosfera di una gran finale di stagione, con grandi attese, formazioni che si stanno per predisporre. C'è stato il saluto consueto e anche scaramantico di rito, dobbiamo dirlo ormai, della squadra di Allegretti sotto il Offside 94. Ci sono anche alla nostra sinistra, Jacopo, i fumogeni biancoverdi della tifoseria del Vestenanova, che già nella gara del 30 ottobre, la gara di andata, avevano davvero riempito
il loro stadio, erano almeno un 700 persone in quella trasferta che fu, dobbiamo dirlo anche con un certo piacere e orgoglio, la prima nostra telecronaca, la mia prima telecronaca con la Clivense. È curioso, è molto simbolico che oggi si chiuda il ciclo e la stagione proprio con il Vestenanova che affronta la Clivense. Tutto pronto per il fischio d'inizio con l'odore dei fumogeni che voi non sentite ma noi sì dalla nostra postazione, per dare il via a questa finale di Coppa Verona. Il cenno di Kumbulla ai suoi collaboratori, c'è oggi la terna arbitrale naturalmente al gran completo. Ancora qualche istante per la chiusura del cancello. L'ok dell'arbitro, l'ok con la terna e con i suoi collaboratori di linea. E si comincia, amici sportivi, tra i fumogeni del tifosi del Vestena, i tamburi di quelli della Clivense. Buona finale di Coppa a tutti. Si inizia con la Clivense in avanti, palla subito in mezzo fuori per gioco. Memedi, fuori gioco, era palla già in rete dopo 13 secondi. Subito un assaggio di verticalizzazione, pasinato Memedi, era in porta il giocatore macedone che ha naturalmente tanta voglia di far vedere di cosa è capace, visto che è stato il grande assente della partita, lo dobbiamo dire, più bella della stagione, quella di mercoledì con San Pancrazio. Jacopo. Beh sì, abbiamo visto di tutto in quella partita, 9 gol ma uno dopo l'altro, con le due squadre che si sono raggiunte a vicenda, e poi quel gol alla fine di Davi che ha dato la vittoria alla Clivense, ma un Boru che comunque ha veramente giocato una bellissima partita, che ha meritato comunque di tenere sulle spine la squadra di casa fino all'ultimo. Tante emozioni in questa terza categoria. Attenzione alla spizzata di De Martis, che nonostante il 4 si è preso il suo posto al centro dell'attacco della Clivense, un attacco che ha segnato 119 gol in stagione, un quarto li ha fatti da solo in Zerauto. Facciolo allarga per Motta, subito Clivense molto in avanti. Si prosegue, 2 giocatori della Clivense a terra, il secondo è in Zerauto, il fischio di Kumbulla che è lì a mezzo metro. E Vestenanova subito bello aggressivo, dobbiamo dirlo, sui portatori di palla della Clivense. Sì, è una Clivense però subito all'arrembaggio, comunque già dai primi minuti nella metacampo avversario. Ora vediamo Facciolo che sappiamo comunque lui da calcio piazzato, come ha testimoniato i 2 gol contro il Boru, che può far male da lì. L'intenzione evidente è quella di lanciarla direttamente fra la linea dei 16 metri e il dischetto del rigore per cercare la spizzata. C'è anche Elatimi naturalmente con i suoi centimetri, palla proprio verso di lui De Martis, eccolo in rete, il vantaggio della Clivense dopo 120 secondi. Lo schema più semplice, il tocco morbido di Facciolo, l'incornata di De Martis, il giocatore che ha portato con quel gol ufficialmente quasi la Clivense in vittoria del campionato e almeno in seconda categoria. Dà il via alle danze, 1-0 dopo 2 minuti. Eh sì, l'abbiamo detto, Facciolo è bravissimo lui con questi lanci a mettere il pallone proprio preciso sulla testa degli avversari. De Martis, l'abbiamo detto anche lui più volte durante le partite, è bravo a fare da sponda, a spizzarla di testa per i compagni. Qui invece si è messo in proprio ed è lui che ha girato in porta, ma proprio si è visto dalla nostra postazione il pallone che piano piano rotolava dentro la porta per l'1-0 della Clivense. È il 9° gol di De Martis in stagione, il primo, pensate, lo ha realizzato a fine febbraio, quindi se li ha tenuti proprio in canna tutti per gli appuntamenti più importanti, e di questi 9, pensate, ben 5 ne ha fatti in Coppa Verona, assoluto mattatore di questa competizione. Cristian De Martis, spizzata perfetta di testa nell'angolino, non si è nemmeno tuffato il portiere ospite Agresti, Denis Agresti. E la Clivense, come più volte è successo in questa stagione, mette subito la freccia e adesso il Vestenanova dovrà necessariamente cercare una reazione. Pallone fra i piedi di Pavoni, la sbloccata in uno dei modi che preferisce la Clivense, ovvero il calcio piazzato. È il gol numero 120 in stagione per la squadra di Riccardo Allegretti. Per il Vestenanova invece è il 40° subito, ne ha segnati 70 la formazione lessinese. Castellucci cerca il lungolinea per Memedi, intervenuto con il destro, il numero 3 Pagani. Vestenanova, come detto,
assoluta sorpresa di questa giornata, ha eliminato il Baldio Junior Team, cioè praticamente i vice campioni provinciali in carica, quelli che hanno perso la finale per il titolo di terza proprio con la Clivense ai calci di rigore. Attenzione ancora a Vitale in aria, deve allontanare il Vestena in modo sporco ma efficace. Pagani sbaglia, c'è Castellucci, fermato ancora dal numero 10 avversario, si tratta di Confente. Vestenanova che è arrivato dopo un girone particolare perché era corto, solamente 4 squadre, quindi ha giocato solo 3 gare, ha vinto 4-0 a Bardolino, ha vinto 2-1 a Borgonuovo contro il BNC, poi ha pareggiato in casa 0-0 con la San Pietrina e poi soprattutto ha fatto 2 capolavori perché ha vinto per 3-2 in casa con il Rivoli e con il Baldo Junior Team appunto. Mercoledì sera in attacco la Clivense, Memedi fermato. Clivense che invece ha pareggiato nella partita iniziale a Fumane 0-0, poi ha vinto nettamente 5-1 con la Nova Gens, 6-0 con lo Young Boys, 6-2 col Pozzo, poi 7-0 col Reunion Sanguinetto e poi le 2 bellissime vittorie molto emozionanti con 2 squadre che le hanno conteso i primi posti, insomma, o comunque le prime posizioni del girone in tutto l'anno. La Virtus battuta per 2-1 fuori casa e soprattutto il San Pancrazio battuto per 5-4 mercoledì. Prova il Vestenanova a farsi vedere in avanti con il traversone di Soave, fermato dal tocco di testa di Elatimi. Resta comunque in zona di attacco la squadra di Beltrame. Castellucci, palla proprio per De Martis, colpito in maniera irregolare, un po' con il gomito alto da parte di Ferrari. Fischio di Combulla e si riprende con il calcio di punizione per la Clivense che è avanti. Siamo al 7° minuto di gioco. Che avvio è stato, Jacopo? Meglio di così non poteva chiedere la Clivense, l'abbiamo visto dai primi secondi comunque tutta in avanti nella metà campo avversaria e era soltanto questione di minuti perché stava già indirizzando la partita. Ora comunque c'è tutta un'altra partita da giocare perché il tempo abbonda, però già indirizzarla così dopo i primi minuti facilita e aiuta una squadra che non ha bisogno di aiuti. Perde il pallone Carradore per l'intervento efficace di Pasinato, mentre Motta cerca il suo solito lungolinea, un fattore assoluto Daniele Motta in questo campionato sulla fascia sinistra. Eccolo Pasinato, aggancio elegante con il destro, cerca lo spazio anche per il tiro, palla colpita troppo debolmente e Agresti può rinviare dal fondo. E fammi notare a proposito di terzini che oggi invece Allegretti ha provato anche un altro esperimento con Castellucci che va a fare il terzino destro con sia Vallese che De Pani in panchina, quindi ha deciso di indietreggiarlo e avere forse un playmaker in più dietro per impostare. Attenzione a Tenuti che se la cava bene grazie anche alleggerimento per Pavoni, poi viene anche messo a terra Tenuti. Calcio di punizione per la Clivense. Hai fatto bene a sottolineare questo ruolo nuovo di Castellucci, anche perché Castellucci è stato protagonista in negativo nell'avvio di partita con il San Pancrazio, un avvio shock dopo 37 secondi proprio in questa zona del campo, ovvero terzino, era più però sulla sinistra, ha causato per difetto di velocità e nell'1 contro 1 il calcio di rigore, prendendosi anche il giallo, che dopo un minuto ha portato avanti la squadra bianco-viola. Facciolo, sinistro dall'altra parte per Motta, pallone molto preciso, c'è anche Carradore che tocca per ultimo. Bella azione qui della Clivense, fa sembrare le cose facili con Facciolo che preciso ha mandato sulla corsa il pallone per Motta che poi ha trovato questa fallo laterale. Ancora Pasinato ci prova con il destro un po' a cercare gol che gli è riuscito di recente. Buon avvio comunque al di là del gol della Clivense che cerca di mantenere tutti gli effettivi nella metà campo o avversaria. Rinvio di Agresti, palla corta, arriva Carradore, non la prende Facciolo, poi Inzerauto in giocoleria aerea anche con
il supporto di Pasinato. Palla ancora comunque giallo-blu. Carradore molto attivo sulla destra, di fronte a sé però due giocatori, il primo lo mette giù, si tratta di Pasinato. E calcio di punizione per il Vestina, che prova adesso ad assalire, ad alzare il suo baricentro. Squadra che si è trovata sia all'andata che al ritorno sconfitta per 3-0. Jacopo però, ricordo all'andata, tra l'altro fu una gara che decretò il sorpasso in classifica, era solamente la sesta se non ricordo male di campionato, Vestina era primo, la Clivense poi grazie a questa vittoria esterna si guadagnò la vetta della classifica, che poi non mollò più fino alla fine della stagione. E sul 0-1 tra l'altro nell'inizio di secondo tempo il Vestanova sbagliò anche un calcio di rigore con Fabbrini che se lo vide parato. Attenzione al destro, palla fuori, è uscita questa palla, tutti esultano ma l'abbiamo visto bene noi. Sì, i tifosi si sono fatti... È un'occasione comunque al 10° minuto. Sono fatti ingannare dalla prospettiva, forse anche un po' ingoliarditi, no, da questo tiro, ma credo sia stato il numero 11 Confente, se non sbaglio, anzi Soave. Sì, dicevi benissimo, a dare l'illusione del gol di Pavoni che in quella partita, no, fu protagonista, ma Pavoni che in realtà è stato protagonista per tutta questa stagione, un portiere da record con appunto quasi più gol fatti di quelli subiti, ma anche preziosissimo tra i pali, con più di un pallone sventato dalla sua porta. Ne ha presi 16 in tutta la stagione nelle 3 competizioni, 7 solo dal San Pancrazio. Attenzione, dentro! È fuori gioco. È fuori gioco, ma che altra azione meravigliosa con il tocco di Inzerauto. Il movimento da attaccante puro di De Martis, incontro al pallone, la torsione con il collo, palla nell'angolino, schiacciata per terra. Sì, oggi di testa c'è De Martis, non soltanto con il gesto atletico, ma proprio con la concentrazione, perché già qua era andato nuovamente in porta, però c'è fuori gioco. Attenzione, qui un brutto scontro con tenuti a terra. Aveva preso ancora una volta il tempo il numero 5 Melchiori, Cristian De Martis, con il movimento tipico da attaccante d'area, ovvero prima andando verso la porta, poi contromovimento verso il pallone, lasciando appunto il difensore a quel metro di distanza che gli impedisce di intervenire. Era proprio un bel gol, per sfortuna della Clivense non verrà registrato negli almanacchi. Però Clivense è ancora lì, ancora a provare a segnare in attacco. Lancio di tenuti per Motta, che cerca l'aggancio volante, ottimo questa volta l'intervento al volo di Perazzolo. Facciolo, tutto in rima. Lancio lungo, attenzione al numero 9 Zonin, che riesce a intervenire in mezzo a due, poi Castellucci a murare, Soave che rimane a terra, palla messa fuori da Vitale, resta a terra dolorante Gianmarco Soave, classe 95. Sì, provvidenziale qua Castellucci a dare una mano un po' ai latini e tenuti che erano andati un po' in difficoltà in questo lancio lungo del Vestena, ma comunque è stato bravo poi Castellucci a rimediare senza commettere fallo. Ottimo anche il lavoro di Ettore Zonin, il numero 9, che è riuscito a intervenire sulla palla nonostante fosse in un 1 contro 2. Zonin che ha segnato, pensate, 3 gol in 5 gare di Coppa. Il Vestanova, come detto, ne ha fatti 70 in stagione, ha giocato anche i playoff perdendo nettamente 4-1 in casa contro la Virtus Verona United, che è la squadra che gli è arrivata dietro in classifica nel girone della Clivense, quarta contro il terzo posto del Vestena. Altro scontro con Pasinato intervenuto sulla schiena di un avversario che si sta rialzando, e Virtus dicevi che poi è riuscita a conquistare sul campo la seconda categoria, andando a vincere proprio a San Pancrazio. Insomma, in questo incrocio di sfide curioso che insomma 3 delle 4 squadre semifinaliste della Coppa Verona fossero tutte nel girone della Clivense. Un bel girone. Lancio lungo di Melchiori e la Timi ha commesso fallo proprio su Zonin, a cui evidentemente ancora non ha preso benissimo le misure. Il 5 comunque tra i due giocatori. Sale anche Ferrari, mentre sembra intenzionato invece Confente con il destro, numero 10.
c'è anche il capitano Lotto che è Fabbrini con il sinistro, ma difficilmente tirerà, anche perché non sta prendendo la rincorsa. È pronto Confente, parte proprio lui, il destro direttamente in porta, Pavoni in 2 tempi a evitare anche il corner. Primo tiro comunque dentro lo specchio della porta per il Vestena Nova, arriva il 15°. Sì, con 2 tempi qua Pavoni, ma comunque in sicurezza a smorzare questo tiro, e comunque ecco, era ben indirizzato verso la porta. Siamo ancora sull'1-0, grande occasione per il Vestena 5 minuti fa, con il sinistro di Soave all'altezza dell'area di porta, pallone però fuori, che ha dato l'illusione del gol dietro la rete di Pavoni. Gioco ancora fermo, palla per il Vestena. Carradore, murato da Motta, sale allora Perazzolo, numero 2. Scambio con Zonin, palla di prima dalle parti però di Castellucci, che la mette giù con il petto, poi Sparacchia in direzione di Inzerauto, con la testa Melchiori. Ancora Carradore che deve però girarsi, prova l'1 contro 1 con Motta, poi la butta in mezzo e la team in anticipo con il tacco in maniera elegante. Che sicurezza. Ottimo lavoro qui, il lancio anche verso Inzerauto, che è più buona. veloce del 2. Attenzione Inzerauto, aggancia, cerca l'area, pallone sul destro, vince un contrasto, se la mette sul piede che vuole e poi la recapita direttamente tra le braccia di Agresti. C'erano altri 2 compagni ad aspettare il pallone, che è un po' egoista Inzerauto. Sì, sono le sue azioni, quelle di scappare via i contropiede, poi rientrare e provare il tiro. Non vediamo benissimo qui in questo duello in velocità Perazzolo numero 2 con Inzerauto. Insomma, è un brutto cliente. Non solo in velocità, anche perché veramente sul piano fisico sono uno il contrario dell'altro. Vi posso assicurare che marcare un giocatore brevilineo e veloce per uno di 1,80 almeno non è facilissimo. No, infatti non è facile, può essere questo un fattore a lungo andare. Il sinistro di Fabbrini a rientrare rispetto alla porta di Pavoni. Sul primo palo c'è De Martis, palla proprio per Pavoni che la smanaccia. Finisce dentro la porta Zonin, che fa traballare i pali. Pasinauto a prenderla, poi sbaglia il rinvio, non riesce però ad intervenire sul pallone il numero 3 Pagani, che stava per approfittare di questo rinvio errato di Pasinato. Sì, ma anche decisiva. qui un po' sì. Un'azione pericolosa. Ancora su corner c'è la porta che si è storta. Attenzione, un momento anche curioso, pittoresco. Vedete l'arbitro che si avvicina perché c'è un palo, giocatore della Vestena Nova, credo fosse Zonin, è finito dentro la rete aggrappandosi e ha spostato il palo, che è evidentemente storto. Eccolo qui l'arbitro che lo mette a posto. E cominciate col cronometro a misurare quanti minuti si perderanno per questa cosa. Sono cose meravigliose, Jacopo, che succedono in terza categoria. Ricordo qualche anno fa, tanto per intrattenere, finché anche i giocatori ne approfittano in una giornata così calda per refrigerarsi. Ricordo qualche anno fa in un campo della provincia addirittura l'arbitro, che non so come, si accorse prima della partita di un palo più alto dell'altro e i dirigenti, insomma i custodi del campo, non so, di quella squadra della provincia veronese, andarono con il badile a scavare lungo il palo per alzarlo, nonostante poi ci fosse alla fine una buca alla base del palo. Vediamo se si può in qualche modo migliorare la situazione anche qui. Questa ci mancava ancora, ne abbiamo viste durante questa stagione. È divertente commentarla, è sicuramente un time out, un break fondamentale, utile non solo per i 22 in campo per rinfrescarsi, ma soprattutto per i mister, magari per andare a intervenire sul piano tattico, su qualche consiglio. I giocatori sono molto ottimisti, dobbiamo dirlo, perché sono già rientrati in campo, ma io temo che questa situazione porterà via più di un minuto. Sì, perché appunto vedi, se non si tiene dritto il palo da solo ritorna nella posizione appunto un po' di sbiego, quindi bisogna trovare il modo, ecco, di bloccarlo, perché proprio non vuole saperne di rimanere ben saldo, e quindi in questo modo non si può sicuramente riprendere la partita. Però appunto nella circostanza che poi ha portato a questo strano episodio decisivo
Pavoni, no? Che con quel tocco ha allungato il pallone, se no poi c'era il giocatore del Vestena pronto di testa a colpire alle sue spalle, invece è stato proprio beffato all'ultimo e poi al posto del pallone ha trovato il palo. Non si ferma nel frattempo l'entusiasmo dei tifosi, davvero meraviglioso, ve lo assicuriamo, poter essere in mezzo fra le due tifoserie che applaudono sulle gradinate con i rispettivi colori, uno spettacolo meraviglioso che, dobbiamo dire, corona nella migliore delle maniere una stagione indimenticabile per la terza categoria. Ha avuto quest'anno la base della piramide dei dilettanti, ma anche del calcio in assoluto, la vetrina più bella, e probabilmente insomma l'anno prossimo, se lo augura la Clivense naturalmente, no? Per il multiplo salto in Serie D non avrà comunque nemmeno la seconda questa vetrina così bella. Servirà credo un giardiniere, io non me ne intendo, però se il palo non sta su, qualche paletto nei campi l'ho piantato anch'io, bisogna sistemare un po' quel buco nella terra e nell'erba. Se vuoi ti tengo le cuffie mentre vai a controllare, se vuoi. No, guarda, di qua non ci muoviamo, okay. Ci mettiamo anche noi ad approfittarne, sì. Mentre fa troppo caldo poi. I giocatori, sai, tra l'altro Jacopo, queste situazioni ci siamo sempre chiesti che tipo di impatto possono avere a livello emotivo sulle due squadre. Mi spiego meglio, per chi vince e per chi sta perdendo, uno stop così, cos'è? Allora, secondo me di base per tutte e due con questo caldo è un aiuto, perché poi rinfrescarti e tirare un attimo il fiato. Poi certo per la Clivense comunque la partita è già ben indirizzata, quindi mentalmente sicuramente non gli può far male, nel senso che deve comunque gestire questo risultato, e qualche minuto in più per rifiatare e ripensare un attimo alla partita può servire. Secondo me invece va un po' a discapito del Vestena Nova, che non vede l'ora, no? Forse di recuperare il gol di svantaggio e quindi di ritornare il prima possibile a giocare. Allora, sono passati già 4 minuti mentre un coraggioso signore con cappellino e martello in mano si avvicina. Credo diventerà a breve il beniamino dei tifosi, soprattutto del Vestena, che sono qui vicino a questa porta, su questo lato, e possono augurarsi che questo signore riesca in breve tempo a sistemare la situazione. C'è anche Elatimi che fa il supervisore dei lavori, arriva anche Pavoni e si va di smartellate come nei più bei parco giochi, quando impianti le porte, quando metti per terra lo zaino o le ciabatte o le scarpe per fare i pali. Anche questo, amici sportivi, terza categoria e passione. Allora ne approfittiamo nel frattempo, visto che forse si ricomincia, per un breve giro di spot. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
Eccoci qua amici sportivi, siamo rientrati in diretta, sono passati 7 minuti da quando Zonin ha abbattuto la porta della Clivense. Non stiamo parlando di un gol, ma stiamo parlando proprio di una rete e di un palo che si piegano, situazione che poteva essere anche, esagerando, forse un po' pericolosa. Speriamo più che altro che riescano in qualche modo a sistemare, perché sennò ci potrebbe essere anche la prospettiva, no, di mandare la partita. Sì, evidentemente è più grave e preoccupante del previsto la situazione. Vediamo anche l'arbitro che è sul posto naturalmente, mentre un po' spazientiti i giocatori cominciano e continuano ad allenarsi con dei lanci lunghi o dei passaggi. Prolungano il riscaldamento, anche se con questo caldo non ce n'era sicuramente bisogno. Vediamo se si mangia in anticipo o in ritardo questa sera, a seconda della decisione dell'arbitro rispetto al previsto. Ricordiamo che in questa gara, è importante dirlo Jacopo, Sì. una importante novità è che in caso di pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, questa volta sì, ci sarebbero anche i tempi supplementari, quindi almeno un'altra mezz'ora di gioco, divisa per 2 chiaramente, e poi in eventualità di permanenza di risultato impattato ancora si va avanti con i rigori. Vediamo, ora sì, c'è l'arbitro che sta guardando appunto Sai il Jacopo, palo. intanto mi viene in mente un'altra cosa, nel caso di, che ci auguriamo nel migliore dei modi possibili, no? Che venga rinviata la partita, pensa a questi tifosi pazzeschi della Vestra che si sono fatti tutti questi chilometri per vedere 20 minuti di gara, insomma. Sì, nel frattempo il manutentore è andato forse a trovare qualche altro materiale per provare, ecco, a fissare meglio il palo, perché al momento, ecco, non stanno lavorando su quel punto, quindi forse sono in attesa, ecco, di trovare la soluzione migliore, perché nel frattempo si vede anche a occhio che il palo è ancora storto. C'è anche, vedete, all'estrema sinistra, diciamo, del teleschermo, con la maglia beige, il più alto, il delegato provinciale della FIGC Claudio Prando, a supervisionare naturalmente questa situazione, nella speranza che si riesca a ovviarvi. Noi naturalmente non possiamo sentire che cosa si dicono, ma siamo in attesa anche di qualche gesto che possa aiutarci. È curioso, no, che raccontarvi. durante tutta questa stagione siamo andati in più campi, e alcuni anche proprio al limite della praticabilità, e non è mai successo nulla. Attenzione, nel frattempo appunto vediamo il giardiniere arrivare con quasi un palo di riserva, vediamo se questo È sempre lui. sì. E adesso c'è stavolta l'applauso dei tifosi. Vediamo se in qualche modo riuscirà, ecco, ad ovviare, però diciamo, ecco, che proprio curioso che durante invece la finale, quindi la partita più attesa su un campo bellissimo come questo qua di Vigasio, poi si venga a creare questa problematica inaspettata. Devo dire, Jacopo, che ne ho fatte tante di telecronache, ma la telecronaca di un'operazione di giardinaggio e di edilizia praticamente non l'avevo Ti mai mancava, completata, la puoi aggiungere no. al curriculum. Esattamente. È stato messo praticamente questo palo di traverso Per tenerlo dritto, quello della porta. però sì. non essendo fissato non so quanto sia sicuro regolamentare, insomma lasciamo a chi di dovere, che adesso sta arrivando appunto a controllare. Insomma, sembra un'operazione un po' di salvataggio, almeno dello scotch, dello spago, qualcosa per attaccarlo al palo, ma appoggiato così sembrano le casette che fanno i bambini, no, per giocare con le tende in cameretta. Sì, che poi soffi viene giù tutto, quindi non dà molta sicurezza. Vedete anche Squizzi, secondo portiere della Clivense, che si appoggia a fare da contrappeso. Sta tenendo la situazione, ma insomma. Sì. E qua dobbiamo fare una tiratina di orecchio scherzosa a Zonin, che è finito dentro la porta. Con una forza inaudita a quanto pare, perché per spostare così il palo forse c'era già, ecco. Guarda, qualche... esageriamo, mi viene in mente qualche canestro distrutto da Shaquille O'Neal. Addirittura. Sono quelle scene che si vede su YouTube, no? E che tanto piacciono ai tifosi, perché naturalmente schiaccia e spacca tutto. Almeno avesse fatto gol, dici, per i tifosi del Vestena, così è proprio il caso di dire spacca la porta, ma qui ha spaccato proprio la porta e basta, senza rete.
Eh sì, oltre il danno e la beffa, vediamo Certo ancora. che si merita in caso anche un applauso Squizzi, perché sta facendo da giardiniere e da costruttore aggiunto. Sì, ha trovato il passatempo giusto per ovviare a questa attesa, sperando che però sia proficua, perché appunto ancora sembra non essere stata trovata una soluzione, ma nel frattempo ritorna per la terza volta il manutentore in campo con altri ganci, chiodi, strumenti. martelli. Sì, vediamo se è la volta buona. Prosegue intanto il riscaldamento delle due squadre, amici sportivi. Siamo in questa situazione abbastanza paradossale e curiosa, perché da 13 minuti al Umberto Capone di Vigasio la finale di Coppa Verona è in stand-by sull'1-0 per il gol flash realizzato di testa da De Martis al secondo minuto per la Clevense sul Vestenanova. Poi Zonin ha abbattuto la rete e il montante della porta di Pavoni aggrappandosi, e quindi siamo in attesa di ripristinare proprio. Sì, ora sembrerebbe il palo essere dritto, no? Grazie è al palo. Sì, ora penso che manchi il tipo dello scotch o qualcosa per fissare il tutto e permettere di riprendere il gioco e far sì che per un altro possibile scontro il palo non si sposti di nuovo, se no poi staremo da capo. Nel frattempo scorre a fiumi la birra sugli spalti, insomma, con una giornata così calda e una situazione anche di stallo totale, ci si butta un po' su altri piaceri. Sì, è bello sentire in sottofondo anche il pubblico, in questo caso il Northside 94 nella sua 27esima stagione di vita, sicuramente la più pittoresca, la più particolare, mentre quasi Memedi con un lancio non c'entra il direttore di gara. Manca solo quella per un giocatore che si è appena fatto la squalifica per un'espulsione anche abbastanza discutibile che ha ricevuto al Gavagnin Nocini 7 giorni fa. Esatto, Memedi che sicuramente fra i più freschi della squadra di Allegretti, perché appunto ha riposato nella scorsa partita contro il Borgo e sembrerebbe che siamo arrivati alla quadra. Attenzione, tra gli applausi del pubblico anche di sollievo, due bellissimi nastri azzurri, e non parliamo stavolta di birre senza far pubblicità, sono andati a fissare il palo alla destra di Pavoni, e dopo 14 minuti abbondanti, 15 ormai di gioco, si può ripartire. Noi ve lo confessiamo, facciamo ripartire il cronometro in questo istante. Aspettiamoci un largo. Eravamo al 18esimo di gioco. Recupero. E quindi naturalmente ci sarà tanto da giocare ancora. Subito la Clevense in avanti con Inzerauto che, come spesso succede, parte sulla fascia sinistra. Castellucci da quest'altra banda e la Timi, ancora numero 8, viene incontro Memedi, prova invece Vitale a fare spazio. Pasinato, limite dell'area, controllo a seguire, operazione fallita. Pallone giocato dal numero 6, ovvero Munaretti. Palla già riconquistata dalla Clevense con Facciolo, non riesce a suggerire per Memedi. Tra le linee, sbagliato stavolta il pallone di Soave per Confente, che era più avanti rispetto alla traiettoria. Con le mani Castellucci. Sui nostri microfoni anche il vento in questa giornata torrida a dare una parvenza di sollievo. E la Timi cambia tutto per Tenuti. Destro lungo verso Memedi, palla lunghissima, interviene con la testa difensore Pagani. Motta, si ricomincia. Facciolo, funzione di playmaker. Motta in Zerauto, spazio per puntare tutta la difesa del Vestena, perde il pallone. Memedi cincischia, c'è anche Vitale, non ne approfitta. Castellucci, Vitale, anzi Facciolo di prima, poi sbaglia buona. Pagani. Vitale, traversone con il destro, palla messa fuori. Facciolo, uno dei protagonisti della gara con il San Pancrazio, di prima, intenzione ancora per Inzerauto, fuori dall'area di rigore.
1 contro 1 come sempre con Perazzolo, saltato, area di rigore per Pasinato che non aggancia, anche Vitale deve rincorrere il pallone. Castellucci sale, se la mette sul destro, in mezzo a 2, messo giù, calcio di punizione, errore grave qui da parte del numero 10 Confente, che ha regalato una situazione interessante e pericolosa alla Clivense. Ottimo come sempre il lavoro di Castellucci, che ha messo in campo tutta la sua esperienza nel guadagnare questa situazione. Sì, bravissimo anche poco prima Inzerauto, comunque imperterrito, ecco, a trovare il pertugio giusto. Poi Basinato era anche in una posizione ideale per battere la rete, però non è riuscito ad agganciare il pallone. Il destro magico di Facciolo, che proprio su calcio piazzato ha segnato 2 reti con San Pancrazio, su punizione e su corner direttamente, esecuzione meravigliosa. Parte l'11 con il destro, palla deviata lì per Tenuti, non ci arriva, poi Elatimi traversa di Elatimi al 21esimo. Bel pallone a spiovere sul secondo palo, il portiere forse non se l'aspettava. Non ci arrivava sicuramente. Fortunato il Vestre, anche perché se la palla fosse arrivata un po' più in basso era pronto un giocatore della Clivense a ribattere in rete con i piedi sulla linea di porta. Seconda traversa in campionato per Elatimi, che ne aveva già presa una contro l'Atletico Squarà. Fuori gioco qui o punizione comunque fischiata contro la Clivense, ha spinto Tenuti ed è da ribattere il calcio di punizione. Si arrabbia Moreno Beltrame, lo sentite in cuffia, l'allenatore del Vestenanova. Dormita qui della difesa giallo-blu su questo calcio piazzato, che già era costato in avvio di gara, Jacopo, lo svantaggio alla squadra lessinese. Sì, chiede più attenzione qua il mister proprio ai giocatori, perché in più di una circostanza hanno rischiato, ecco, di andare sotto di un altro gol e ci vuole un'inversione di marcia da parte dei propri giocatori. Graziato qui il Vestre, sappiamo che è un'occasione eccezionale, perché la Clivense di solito approfitta in modo esageratamente cinico degli errori delle difese altrui. Ne sa qualcosa il San Pancrazio, insomma, che davvero ha visto diversi errori punirlo nella gara di mercoledì. Gara comunque equilibratissima. Arriva Pagani, Vitale interrompe l'azione. Ancora Pagani con le mani. Incontro Fabrini, palla invece per Zonin con la mano e Elatimi in maniera vistosa al limite dell'area, situazione interessante per il Vestra. E allora Diego Confente, numero 10, pronto a incaricarsi della battuta. Vestra naturalmente che deve fare tesoro di occasioni come queste. Ha avuto finora l'opportunità una sola volta di tirare e di avvicinarsi in maniera pericolosa all'11 di Pavoni, agli 11 metri dell'area di rigore di Pavoni. È una bella mattonella, interessante da lì. Il sinistro di Fabrini al destro di Confente. Parte Confente, morbido, in bocca a Pavoni, nessun problema per l'ex portiere del Legnago. Facciolo. Castellucci torna dall'altra parte per Motta, pallone a metà strada, la prende comunque Motta, si è scontrato con Carradore che è rimasto a terra dolorante, gioco che viene fermato grazie a Tenuti che la mette fuori. Non è mai, lo abbiamo detto più volte, una buona idea scontrarsi fisicamente con Daniele Motta. Sì, Motta è una roccia, è difficile, ecco, buttarlo a terra, poi lui comunque è un giocatore grintoso che corre dal primo all'ultimo minuto, quindi sicuramente un ostico avversario. Ennesima interruzione, amici sportivi, di questa partita, che ha vissuto, oltre al gol di De Martis, il momento più memorabile, anche più particolare, più curioso e interessante, fra il 18esimo e il 33esimo, con un bel quarto d'ora di pausa per il palo della porta di Pavoni, rimesso in sesto dopo che Zonin del Vestena si è aggrappato alla rete tirandolo giù e mettendolo storto. Tenuti, lancio per Inzerauto, palla
fermata perché in fuorigioco qui è salito bene il numero 2, che ha senz'altro fra le strategie migliori per fermare Inzerauto quello proprio di metterlo in fuorigioco prima che prenda il pallone. De Martis fermato, Castellucci mantiene il possesso del pallone, sulla destra c'è Mehmedi che ha toccato pochi palloni, palla in aria, palla messa fuori da Melchiori, ancora De Martis, Facciolo cerca un'idea, chiede aiuto a Motta, un po' fermi adesso gli avanti della Clivense, palla all'indietro per Agresti, rinvio di prima, cerca la spizzata Zonin, c'è la Timi, fase non bellissima di gioco, Fabbrini torna direttamente da Agresti che non si fida, rinvia subito, trova però Vitale che gli ridà il pallone. Sì, una fase di flipper qui col pallone che è andato un po' avanti e indietro lì in mezzo al campo, ancora nessuno spunto decisivo. In aria Confente, scivola Zonin, Vitale ne approfitta, Pasinato, lancio lungo per Mehmedi, palla troppo corta, interviene Ferrari, poi il lancio lunghissimo che sarà preda di Tenuti, attenzione a Carradore perché la palla rallenta, Tenuti allora va da Motta, Facciolo tra le linee cerca lo spazio Vitale, Facciolo va però in modo intelligente da Pasinato, fermato all'intervento di Munaretti. Campanile di Tenuti, palla da Allegretti in panchina. Sì, qua Pasinato in un paio di frangenti non ha trovato lo spazio necessario per tentare la giocata. Siamo al 28esimo, ancora 1-0, ancora Tenuti all'indietro, questa volta in modo comodo per Pavoni. Di prima a lanciare Vitale, che ha davvero tutta la fascia libera, guadagna una ventina di metri con il pallone. Poi lancio però dalle parti del portiere anticipato con la testa e poi attenzione perché Agresti ha letteralmente affossato Mehmedi che la palla l'ha presa e il direttore di gara non ha fischiato nulla, ha rischiato tantissimo qui il Vestena, poteva esserci rigore. Sì, qui Mehmedi ha colpito la palla, il portiere del Vestena era in ritardo e al posto di colpire il pallone ha preso in pieno Mehmedi e sì, ha rischiato qui. C'erano forse gli estremi anche per il calcio di rigore, però l'arbitro ha dato solo calcio d'angolo. Una brutta botta anche per Sky Mehmedi perché scontrarsi con i portieri non è mai un'esperienza piacevole. Si rialza comunque il numero 7 che prende posizione, chiama anche la palla in mezzo con la testa Zonin, De Martis, sinistro, non colpita bene, ha messa fuori ancora Facciolo, torna da Pasinato che ha l'occasione per il controtraversone, palla invece bassa per Motta, ancora per Pasinato, deviazione, si torna in zona di bandierina, Motta, Facciolo, tutto di prima, sinistro in mezzo, verso Tenuti anticipato, arriva Vitale che è l'ultimo giocatore della Clivense, il più vicino a Pavoni. Sbaglia il tocco per Inzerauto, attenzione a Mehmedi di spallata, Mehmedi la tocca, si resta lì, poi arriva Pasinato, la mette in mezzo, salvataggio sulla linea di occasione terribile per il 2-0 al 29esimo. Sì, sembrava persa quella palla lì, invece Mehmedi è riuscito ad approfittare un po' della svista da parte del difensore del Vestena, ha anticipato di poco il portiere ma per sua sfortuna la mira non era quella giusta, ma quasi involontariamente ha servito un assist a Pasinato che forse lì o palo o comunque l'intervento provvidenziale del difensore, in qualche modo il Vestena si è salvato. Seconda grande occasione di fila per il raddoppio della Clivense dopo la traversa di Elatimi, stavolta Pasinato vicino al gol del 2-0. Fallo nel frattempo fischiato contro la Clivense da parte del signor Kumbulla, palla già battuta, Pagani chiama il pallone Confente, Pagani invece in mezzo per Zonin che non aggancia, era bellissimo il taglio del numero 3 che infatti si scambia un cenno d'intesa con il suo 9. Siamo già dall'altra parte, Inzerauto di prima, lancio lungo per Mehmedi, attenzione
con Mehmedi che la tocca, la palla va verso la rete e entra! 2-0 alla mezz'ora. Sky, Skelzen, Mehmedi, Clivense 2, Vestena 0. E stavolta Mehmedi non sbaglia, la mira qui è quella giusta, bravissimo ad anticipare un'altra volta il portiere in questa uscita avventata col pallone che piano piano dolcemente rotolato in porta. Lui ha già iniziato a esultare quando la palla doveva ancora entrare e va sotto a Northside a festeggiare. Dobbiamo dire, Jacopo, che anche questa volta è più che discutibile il movimento del portiere ospite, che se fosse stato in porta non avrebbe avuto problemi. Ha cercato di anticipare il numero 7 della Clivense, che invece ha toccato con il sinistro il pallone in modo sporco, quel tanto che bastasse per mettere fuori causa sia i due difensori che lo stavano chiudendo a sandwich, sia soprattutto l'uscita del portiere avversario. È il gol numero 19 in stagione per Sky Skelzen Mehmedi, il quarto in Coppa Verona dopo i 14 in campionato, e il gol anche nel triangolare delle finali provinciali, naturalmente nella prima delle due partite, quelle con il Bonferraro. Ed è, dobbiamo dirlo Jacopo, anche un gol che ripaga Mehmedi della delusione di non aver fatto parte, no? Causa squalifica a quella bellissima gara di mercoledì con San Pancrazio. Ci teneva tantissimo, infatti appena ha visto il pallone entrare in rete, come sempre è corso dai suoi beniamini, dal suo pubblico, dal Northside 94, con cui ha festeggiato tantissimo quest'anno, e la partita non è ancora finita. Con il destro a rientrare, Confente dalla bandierina, reazione del Vestena, palla messa in mezzo, De Martis allontana, ancora Mehmedi, il tocco bellissimo di controbalzo per Pasinato, dall'altra parte per Inzerauto, occasione di contropiede, 3 contro 5 per la Clivense. Inzerauto cerca di far fuori il primo, non ci riesce, calcio di punizione, fallo fischiato contro Munaretti, che non sembra nemmeno protestare. Da qui, dalla nostra postazione, non sembrava aver agganciato il piede, ma evidentemente il fallo c'è, perché Munaretti non protesta minimamente. Sì, qui Inzerauto è stato bravo con l'1-2, ecco, a cercare di saltare l'uomo. Munaretti sì, non aveva, ecco, commesso, ecco, questo grande fallo, ma comunque si vede che un piccolo tocco c'è stato, e quindi Facciolo che mette giù il pallone, si appresterà lui a battere il calcio di punizione. Siamo solo al 33esimo, amici sportivi, perché la gara ha avuto un quarto d'ora di stop per il problema alla porta di Pavoni, per colpa tra virgolette di Zonin. Facciolo con il destro, bello lo schema per Motta, con il sinistro in mezzo per Castellucci che non aggancia. Rinvio del Vestena adesso in difficoltà, aggancio meraviglioso e controllo altrettanto efficace da parte del numero 11 Soave, e poi il fallo di Confente ai danni di Tenuti. I tamburi del Northside 94 che hanno accolto pochi istanti fa, al di là della rete, la corsa di Skelzen Mehmedi per il 2-0 della Clivense, che mette la partita esattamente come voleva. Castellucci avanza sulla destra, sempre molto accentrata la difesa del Vestena. Adesso prova ad allargarla Mehmedi. Inzerauto vuole partecipare anche lui, sinistro in rovesciata di De Martis, per lui solo applausi. Sì, uno dei migliori fin qui, comunque oltre al gol è sempre lì in mezzo a tutte le azioni offensive della Clivense. Qui lui sappiamo che gli piacciono questi gesti atletici in rovesciata, mezza rovesciata. Qui non ha soltanto trovato la mira, però bellissima azione. Cristian De Martis in cerca della doppia cifra del 10° gol in stagione, 5 ne ha fatti già in Coppa Verona. Ferrari qui manda a vuoto proprio De Martis, rinvia poi con il solito schema a cercare Soave, anticipato molto bene da Tenuti, che abbiamo visto in versione sofferente di terzino, Jacopo, mercoledì contro San Pancrazio. Oggi è tornato nel suo habitat naturale, il centro della difesa, e si vede. Sì, comunque lui lì in mezzo, ecco, l'esperienza è indispensabile per questa squadra, come tutto il reparto difensivo della Clivense. Si lamenta Motta per questo calcio di punizione nell'ennesimo duello fisico con Carradore, a cui va riconosciuto senz'altro il coraggio, nonostante il mismatch fisico, di cimentarsi in questi scontri a tutto corpo con il numero 3 della Clivense. Mentre può battere il Vestena. Fabbrini, sinistro ancora verso Carradore,
ennesima sportellata con Motta, rovesciata, palla fuori. E nel frattempo siamo entrati nel maxi recupero, no? Perché comunque siamo già al 49esimo con il timer che comunque non si è mai fermato. Questo vuol dire che comunque ci sono minimo altri 10-15 minuti da recuperare. Eh sì, non so se l'arbitro alzerà tutte quelle mani e quelle dita per farlo difficile. capire, però insomma il nostro cronometro è allineato. Qui fallo abbastanza doloroso, ennesima colpo subito da De Martis. Facciolo già battuto, Castellucci, verticale per Mehmedi, controllo ad uscire, 1 contro 1 con Pagani, vince il rimpallo Mehmedi, 1-2 chiesto ma non ottenuto da Vitale. Fabbrini cerca di inventarsi uno spazio che non c'è, tocca anche per ultimo. Con le mani Castellucci direttamente in aria per Inzerauto, anticipato da Melchiori. De Martis la tocca a lui, Mehmedi cerca l'1-2, va in aria, finisce giù, tutto buono, si è fatto male Mehmedi. Sì, leggermente toccato da dietro ma si rialza subito. Carradore, lancio stavolta completamente sbagliato perché stava venendo incontro Soave, pallone consegnato a Pavoni. Otto minuti più recupero al termine di questo infinito primo tempo della finale provinciale del Memorial Gianni Segalla, Coppa Verona di terza categoria. Con le mani ancora Castellucci, Facciolo, Inzerauto, limite dell'area, ancora Inzerauto, la deviazione, poi Mehmedi la rimette in mezzo, non ci arriva Inzerauto questa volta, occasionissima, allontana Perazzolo e concede anche il corner. Sì, bel 1-2 della premiata ditta Inze Mehmedi, però il difensore è riuscito un po' a mettersi, a frapporsi, no, fra i due e a sventare il pericolo. Castellucci cerca il fondo, fermato, ma è finito il campo. Ancora comunque la Clivense in attacco. Vitale trova il fondo, bello il traversone per De Martis, la rovesciata e questa volta era tutto buono, meraviglioso gesto atletico del numero 4 della Clivense, altri applausi ma si resta sul 2-0. Sì, aveva preso le misure prima De Martis, qui ancora una volta, ancora più bella questa rovesciata, finisce fuori di poco ma è sempre lì De Martis, non ci pensa due volte. Prova ad attaccare il Vestena, Motta in anticipo su Carradore che stavolta ha tirato indietro sulla corsa. Pavoni, Castellucci e Latimi. Vitale, buono l'uscita a palla al piede della Clivense, poi Vitale riesce anche a servire Castellucci che ha un ampio spazio di respiro, lancio lungo verso Inzerauto, anticipo di Melchiori, anzi Ferrari. Il fallo poi di Elatimi ai danni di Soave che lotta su ogni pallone. Già battuto il calcio di punizione. Pagani, palla sul sinistro. Confente ha due giocatori di fronte a sé, cerca il traversone direttamente tra le braccia di Pavoni. Con Zonin che stava per arrivare, evidentemente uno schema, Jacopo, questo perché cercano spesso l'imbucata per l'arrivo di Zonin, giocatore del Vestena. Una volta è riuscita bene questa operazione con lui che non è arrivato di poco, di un soffio sulla sfera, in tutte le altre circostanze sfera direttamente tra le braccia del portiere. Sì, è mancata un attimo di precisione, però comunque le azioni offensive ci sono state anche da parte del Vestena, però ecco non hanno portato a nulla di concreto. Su tutte ricordiamo quella illusione del gol al 10° minuto con palla sull'esterno della rete. Inzerauto in mezzo, deve rincorrere il pallone Mehmedi. Vitale, la sporca, De Martis, ancora deviazione, corner. È sempre nel posto giusto Cristian De Martis, questa volta però molto bene
Ferrari a murarlo. Sì, qui Vitale in un assist involontario, perché probabilmente lui da quella posizione aveva cercato il tiro, però ecco un tiro un po' storto, su quale però si è avventato come al solito De Martis, che per poco non trova la deviazione vincente. Destro ad uscire dalla bandierina di Loris Facciolo. Tutta la Clivense e tutte e due le squadre praticamente nella metà campo del Vestena, con l'eccezione di Pavoni. Palla sul primo palo, messa fuori, Pasinato la mette giù e poi viene murato Soave, fermato. Poi importante qui l'intervento di Vitale. Motta, rinvio di Pavoni lunghissimo, cercare Inzerauto, palla troppo centrale, però in qualche modo se la cava Melchiori. Zonin, autentica boa, chiama Carradore, ancora una volta Motta si velocissimo, mette contro Motta, ancora una volta fa male. Tenuti. 4 minuti al vero 45esimo. Attenzione ai Latimi, che già ha combinato un pasticcio mercoledì con San Pancrazio, regalando il calcio di rigore del 3-2, se ricordo bene. Sì, questi regali non può permettersi Latimi, comunque lui c'è già un cambio, scusami Jacopo. Sì, vediamo forse la prossima interruzione. Giocatore del Vestena pronto, vediamo chi esce, soprattutto evidentemente è un problema fisico. Credo un centrocampista che zoppica a centrocampo, potrebbe essere il numero 6 Unaretti. Castellucci di prima trova Inzerauto a cercare Buona. Vitale, ancora Memedi fuori gioco, aveva segnato ancora una volta, tutto inutile. Vediamo chi esce, forse Carradore? No, va solo a rinfrescarsi il set. Esce Zonin. Sì. Zonin, un po' un colpo di sorpresa, uno dei migliori giocatori del Vestena, che ha avuto, dobbiamo dirlo, l'onore, tra virgolette, di essere protagonista del fatto di cronaca più curioso di giornata, ovvero aver abbattuto il palo della porta di Pavoni. Al suo posto dunque il numero 16, eccolo qui, no, il 19, che adesso vi diciamo come si chiama. Oresti Daniele, che è un altro giocatore molto importante, scacchiere offensivo di Beltrame, quello che ha segnato 4 reti finora in 5 gare di Coppa. Forse un po' a sorpresa anche fuori Oresti. Motta, anticipo secco, Inzerauto prova a chiudere in avanti il primo tempo la Clivense. Benissimo qui Ferrari, ma non è finita. Inzerauto, ci sono 2 giocatori liberi, si intestardisce 3 volte Inzerauto, ma riesce sempre ad avere la palla lui. Messa fuori, eccolo qui Oresti. De Martis difende il pallone all'indietro per Facciolo, di prima allarga per Memedi, che deve correre per raggiungere questo pallone, ci riesce ma la palla finisce fuori. Applausi comunque per il solito generoso giocatore della Macedonia. Siamo a 2 minuti e mezzo dal 45esimo. 2-0 per la Clivense. Palla lunga ancora verso Oresti, la prende Facciolo, liscio clamoroso di Pagani. C'è Ferrari che mette fuori. Difesa Jacopo del Vestenanova grossa, diciamo fisicata, ma anche purtroppo per loro lenti nei confronti dei giocatori veloci della Clivense. Sì, potrebbero soffrire le ripartenze, gli scatti di Memedi e Inzerauto, che appunto fanno della velocità la loro migliore arma, e quindi sì, a lungo andare potrebbe essere veramente pericoloso per la difesa del Vestenanova. Lancio lunghissimo di Tenuti, Perazzolo, arriva De Martis con il destro al volo. De Martis, altro gesto atletico pazzesco, stavolta Agresti la prende molto bene. E un'altra volta non ci ha pensato 2 volte, qui ha visto questo pallone spiovigli davanti, ha detto ma sì dai, proviamo da qui a centrare la porta, e la porta l'ha centrata. Qui però il portiere del Vestena è riuscito a deviare in corner, ma ancora una volta De Martis protagonista. Bellissimo l'esterno di collo al volo di De Martis ad uscire verso il secondo palo, parata bellissima di Agresti. Schema. Pasinato, tocca piano, poteva diventare un assist, palla però messa fuori. Soave, 1 contro 1 con Motta, all'indietro, Confente cerca
Oresti, buon intervento di Pasinato, ma ancora Vestena. Carradore, Fabbrini, si gira, bella azione del Vestena, insistita, e la Timi allontana Vitale, che poi sparacchia in avanti. Attenzione a Mehmedi, È regolare. difende il pallone molto bene, poi viene trattenuto, lo mantiene Inzerauto, può puntare i giocatori avversari, palla per De Martis, area di rigore, De Martis! 3-0, è il migliore in campo Christian De Martis, fa tutto molto bene e va sotto il Norsai 94 per il terzo gol della Clivense. Doppietta di De Martis, ma grandissimo assi di Inzerauto. Questo gol è da dividersi con Kevin, perché è stato bravissimo a portare avanti questo pallone e poi ad aspettare, no, l'arrivo sulla sinistra di De Martis al momento giusto. Gli ha servito questo pallone in profondità che De Martis non ha sbagliato. Eccolo qui, il 10° gol, la doppia cifra per quanto riguarda le marcature stagionali di Christian De Martis, a chiudere un primo tempo da assoluto protagonista con il gol lampo del 1-0 dopo 2 minuti, poi 2 rovesciate, un gol annullato e stavolta fa tutto con grande freddezza, con il sinistro beffa il portiere avversario proprio al tramonto del primo tempo. Davvero una mazzata morale importante e pesante per il Vestenanova, che comunque ha dovuto arrendersi in questa prima frazione di gioco di fronte allo strapotere della Clivense. Tecnico, tattico, ha messo in campo tutta la sua forza la squadra di Allegretti. Gara che, lo ricordiamo, è stata interrotta per ben 15 minuti per il problema occorso alla porta, al palo della porta di Pavoni, che ha dovuto essere stato sistemato, e quindi si va al riposo, amici sportivi, con il 3-0 della Clivense sul Vestenanova in questa finale di Coppa Verona di terza categoria. A te la chiusura del tempo, Jacopo. Sì, un bel primo tempo dove appunto c'è stato molto tempo in cui hanno giocato le squadre, ma in questo primo tempo quello che si è fatto vedere di più è comunque l'aggressività, no? E la voglia di questa Clivense di portarsi a casa questo triplete, un 3-0 che ha già indirizzato nei migliori dei modi la partita. Ora però ci sono altri 45 minuti, vedremo se il Vestenanova avrà la forza per provare quantomeno a riaprire il match. Amici di Avelia che ci state seguendo sui canali YouTube di Avelia e Clivense, sulla pagina Facebook della Clivense, in streaming su radioadige.tv e sull'applicazione di Teleradio Adige, grazie alla squadra Avelia del regista Andrea Colognese e dell'operatore Alex Veronese, e ci ha raggiunto anche Gianni Patuzzo per la squadra appunto di Avelia HD. Ci ritroviamo tra poco per il secondo tempo di questa finale. Nel frattempo non andate via, perché abbiamo degli ospiti importanti nell'intervallo. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.
In diretta, amici sportivi, nell'intervallo di Clivense Vestenanova con le operazioni anche di sistemazione della Coppa che verrà poi a fine partita assegnata al vincitore. Chiediamo Jacopo di avvicinarsi al delegato provinciale della FIGC Claudio Prando. Allora, partiamo subito con quello che è successo a metà gara, perché è stata una cosa che abbiamo commentato anche con una certa simpatia, curiosità, questa porta che è stata abbattuta non da un pallone ma da un giocatore. Sì, a un certo punto ho rimpianto i vecchi legni i vecchi pali di legno quadrati, no? Perché effettivamente una cosa così non mi era mai successa. Effettivamente i nuovi materiali magari sono più leggeri ma allo stesso tempo diventano anche più fragili e quindi soggetti a questi inconvenienti. Comunque piacevoli, dai. Ecco, insomma, c'è stata un'interruzione di un quarto d'ora che ha ritardato il tutto. Non ci ha impedito comunque di essere qui in questo momento piacevole con voi. Soprattutto saluto e ringrazio della presenza Marco Segalla, il figlio di Gianni, a cui è dedicato appunto il trofeo, il memorial appunto Gianni Segalla. Marco, innanzitutto cosa vuol dire per te essere qui oggi? Ma è una grande soddisfazione, ho visto già dall'anno della scomparsa di mio papà questo interesse della federazione di creare qualcosa che potesse ricordare la figura di mio padre. Io ho molto apprezzato, ogni anno sta crescendo l'interesse, quest'anno la finale in questa bellissima struttura con una cornice di pubblico veramente importante e quindi sicuramente una grande soddisfazione per un figlio che ha visto il papà dedicare la propria passione per il calcio tanti anni, insomma, essere così, sostanzialmente avere questo riconoscimento importante sicuramente. Ecco, ricordiamolo allora a tutti gli effetti, perché era, mi dicevi, un delegato che ha operato anche a livello nazionale per la Lega Nazionale Dilettanti. Sì, alla fine aveva anche un incarico nazionale a livello di, diciamo, a livello CONI per quanto riguarda gli aspetti legati alle assicurazioni dello sport e tutto. Sì, comunque poi è stato anche revisore dei conti dei vari comitati regionali, quindi sì, sicuramente una vita passata al servizio della federazione e del calcio, dello sport che amava e che appunto gli ha fatto sostanzialmente fare tutto quello che ha fatto, insomma. Allora, Claudio, raccolgo un assist di Marco perché ha detto che oggi è una giornata speciale. È vero che quest'anno la finale di Coppa Verona, grazie anche alla Clivense che comunque è riuscita ad arrivarci a portare dietro, abbiamo visto tutto questo entusiasmo e questo seguito di quest'anno, ha rappresentato anche per la terza categoria in particolare una vetrina che rimarrà unica e irripetibile per voi. Sì, effettivamente la Clivense ha riqualificato la terza categoria dando lustro alla categoria, dando visibilità, tant'è che abbiamo, tra virgolette, dalla delegazione di Verona adesso numerose richieste di affiliazioni e questo grazie alla Clivense, all'immagine che ha dato e soprattutto al supporto che ha portato nei vari campi e questo è un dato positivo. Da notare inoltre anche la Clivense ha sempre avuto un seguito abbastanza numeroso di tifosi e questo ha fatto sì, diciamo tra virgolette, di arrecare, dare una cornice ancora più spettacolare al calcio dilettantistico, soprattutto la terza categoria. E non solo Clivense, perché ci sono state tante società, lo abbiamo detto anche nel prepartita, non ultima proprio il Vestenanova, che ha saputo cogliere il messaggio positivo di quest'annata, questa opportunità, e a livello di amicizia e di spirito anche sportivo ha partecipato e non a caso è una delle squadre che ha avuto più seguito anche come tifosi, come pubblico. Si fanno un sacco di chilometri tutte le volte, andata e ritorno. Forse hanno temuto a metà primo tempo di doversene tornare a casa dopo solo 20 minuti e invece è andata bene. Un applauso anche al Vestenanova, comunque al di là di come andrà questa partita che non è ancora finita. Sì, al Vestenanova e anche a tutte le altre squadre della terza categoria, ricordiamolo, perché effettivamente non dimentichiamo il Borgo San Pancrazio che ha dato il filo a torcere alla Clivense, non dimentichiamo il Baldio Junior Team che nella finale del titolo provinciale effettivamente si è dimostrata ostica, quindi diciamo tra virgolette la Clivense ha dato anche, diciamo, uno stimolo in più alle squadre avversarie di salire come tasso tecnico e qualitativo e questo ha fatto bene al calcio, soprattutto quello veronese. Assolutamente. Un'ultima domanda a Marco, che abbiamo già visto commosso, però insomma è bello pensare oggi a chi oggi è qui in un altro modo e che sarà qui anche nel momento in cui consegnerai questa coppa e questo trofeo anche per chi arriva secondo, le medaglie molto belle che vediamo qui davanti con il simbolo della Lega Nazionale Dilettanti ai giocatori a fine partita. Ci sarà anche il babbo oggi con te? Sì, sicuramente sarà con me, sarà molto contento di vedere
questo successo di questo torneo, insomma, sicuramente che si conclude in una cornice di pubblico veramente importante. Grazie Marco Segalla, grazie al delegato FIGC di Verona Claudio Prando. Siamo pronti per il secondo tempo, ma prima l'intervista realizzata nell'intervallo a Cristian De Martis, autentico protagonista del primo tempo. Allora, hai fatto vedere il 4, che per te è un numero speciale. Sì, è molto speciale il numero 4, non so come mai oggi mi è passato per la testa come se potessi indossare il numero 4, fatalità così è stato. Ringrazio il mister per avermi veramente, è un regalo immenso. Senti, oggi ci hai provato in tutti i modi, 2 rovesciate e poi alla fine doppietta, è un bel primo tempo. Sì, un bel primo tempo, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, dobbiamo continuare come sempre a far gol e a portare a casa i 3 punti e soprattutto la Coppa. Grazie. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Di nuovo in onda, amici sportivi, per il secondo tempo di Clivense Vestanova di questa finale di Coppa Verona. Abbiamo sentito nell'intervallo il delegato provinciale della FIGC di Verona Claudio Prando, il figlio di Gianni Segalla a cui è intitolato il trofeo, Marco, e ricordiamo che al termine dei primi 45 minuti più 15, perché appunto c'è stata questa interruzione per la porta rotta di Pavoni, la Clivense è in vantaggio per 3-0. Bentornato anche a Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona. Ciao Jacopo. Grazie Luca. Allora, abbiamo nel frattempo accolto anche l'arrivo della squadra Avelia con Gianni Patuzzo, che si è aggiunto al team di Andrea Colognese in regia, con Alex Veronese come sempre fido operatore. Le squadre non sono ancora entrate in campo, ma c'è stato parecchio da raccontare, Jacopo, in questo primo tempo. Oltre ai 3 gol, 2 di De Martis e 1 di Memedi, c'è stata la traversa di Latini, c'è stata la rottura della porta, c'è stata una rovesciata pazzesca di De Martis, che poi prima del 3-0 aveva rischiato ancora di segnare con un destro al volo molto bello da fuori aria. E insomma c'è stato, dobbiamo dire, poco Vestenanova.
Sì, indubbiamente sì, questa partita, questo primo tempo l'ha fatto principalmente la Clivense. Abbiamo detto comunque sì, il Vestenanova è arrivato fino in finale, però ecco, sulla carta, come ha testimoniato ecco, il campionato, le due partite fra andata e ritorno, la Clivense ha sempre avuto modo ecco, di dire la sua e anche ampiamente. Tra le note di cronaca da segnalare anche l'infortunio di Ettore Zanin, che tra l'altro è il giocatore che ha spaccato aggrappandosi alla rete la porta di Pavoni, che poi vedrete essere stata riparata con un palo di sostegno di Fortuna in legno e delle fasciature blu. Abbiamo detto l'intervento infortunio di Zonin, al suo posto è subentrato Oresti con il numero 19. Oresti subito tra l'altro nel vivo del gioco. Squadre che sono rientrate in campo, il direttore di gara con la terna arbitrale è l'albanese Giuliano Kumbulla della sezione di Verona, fratello di Marash, ex giocatore dell'Hellas in forza alla Roma. Tutto pronto per questo secondo tempo, con l'arbitro che avete visto fa segno al portiere avversario di andare a sistemare il pallone, ma anche forse di controllare quel palo di traverso incerottato. Rientra anche Perazzolo, numero 2, che ha avuto il suo bel da fare nel primo tempo con Inzerauto. C'è mister Beltrame però ancora dentro il cerchio di centrocampo, immagino che non si possa battere. Vediamo se ci sono stati dei cambi. Non mi sembra. Sul pallone c'è Soave. Sempre molto per le lunghe le operazioni di preparazione al fischio di inizio. Ci siamo. Forse. Si riparte, amici sportivi, dal 3-0 per la Clivense. Primo pallone per il Vestena. Ferrari. Pallone sbagliato. Motta. Sbaglia pure lui. Unaretti per Carradore, ancora verso il 6, imprendibile questo pallone. Inzerauto prova il contropiede, non trova Memedi, poi prova ad uscire il Vestena ma sbaglia tutto. Castellucci vince un rimpallo, arriva anche Fabbrini, la protegge De Martis, sempre fortissimo nello scontro fisico 1 contro 1. Vitale la protegge e la cede ai Latimi in mezzo a due. Riesce in qualche modo a servire Memedi, che la rincorre, se la porta anche sul fondo. Memedi all'indietro per Inzerauto, area di rigore, palla sul destro, Inzerauto, deviazione, fuori, corner e prima occasione per la Clivense dopo 57 secondi nel secondo tempo. Sì, non ci ha impiegato troppo la Clivense per ripresentarsi dalle parti del portiere del Vestena. Qui bravissimo Memedi andare via sulla linea di fondo, poi Inzerauto che è stato stoppato dal difensore provvidenziale. Siamo in diretta, amici sportivi, dallo stadio Umberto Capone di Vigasio, che ospita questa finale organizzata dalla delegazione provinciale della FIGC. Pasinato, destro d'uscire per Tenuti, che ancora arriva angolo sul pallone. No. Deviazione proprio del giocatore in maglia bianca. Si riparte da Agresti e abbiamo visto quindi Pasinato alternarsi con Facciolo su questi calci piazzati. Sì, sono loro due i due tiratori specialisti dei calci piazzati. Poi le punizioni però sono tutte di Facciolo. Rinvio di Agresti, controvento, palla che rallenta, con la testa Ferrari, con la testa anche Castellucci, che ha preso anche una scarpata involontaria di Soave, che chiede scusa. Si prende comunque un giallo, è il primo della partita. Arbitro che non ha avuto problemi, non ha avuto difficoltà nemmeno a contenere sul piano disciplinare le due formazioni. Gara sempre comunque molto corretta. Mentre sentite sui nostri microfoni il forte vento che almeno alleggerisce questa caldissima giornata di inizio giugno, che chiude di fatto la stagione 2021-2022, che ci ha visto, amici sportivi, raccontarvi con grande onore, con grande divertimento, con grande passione la cavalcata della Clivense sui canali di Avelia e di Teleradio Adige.
e sui social della Clivense naturalmente. Rinvio di Pavoni oltre la linea di metacampo, palla in aria. E la Timi che resta in zona di attacco, deve girarsi però. Guadagna la rimessa con le mani e può con calma ritornare al suo posto al centro della difesa. Motta. Inzerauto cercherà senz'altro il gol, non segna da 2 partite ed è una notizia. Ancora lui, se ne va ai danni di Carradore, poi buona chiusura di Melchiori, ancora Carradore, trova Motta, fermato in maniera regolare da Ferrari, trova il contropiede il Vestena, c'è spazio dall'altra parte, Ferrari però torna indietro, perde qualche istante, Carradore, ancora Ferrari a chiamarla, si resta sulla destra, sbaglia Carradore, Facciolo, Inzerauto deve tenerla in campo, ci riesce, da me è uscita la palla, l'arbitro dice di sì, c'era anche guardaline, ma noi eravamo qui a pochi metri, ve lo possiamo assicurare, la palla era dentro assolutamente. Sì, qui il guardaline è stato subito la bandierina, però ciò che conta forse è il rientro, ecco, però. Cambio, attenzione. No, è Castellucci che dovrebbe rientrare, no? È Castellucci che okay, dopo il colpo al volto con l'arbitro. Grazie Jacopo. Sì, verifica le sue condizioni, tutto a posto per fortuna. Riprende fiato Inzerauto, che oggi vede a dura prova la sua tenuta atletica e polmonare, visto il grande caldo. Naturalmente ce la metterà tutta fino all'ultimo secondo. Palla lunga verso Pavoni che deve uscire dall'area. Non si fa troppi problemi ad allontanare verso De Martis. Serie di campanili. Pasinato forse ha commesso fallo, palla comunque gialla e blu per l'intervento di Munaretti. Fuori dal campo poi il rinvio di Carradore che ha iniziato in modo un po' impreciso il suo secondo tempo. De Martis in mezzo a 2. Commette fallo, si gioca ancora. Confente. Palla lunga, c'è Pavoni con il pugno. Trova Vitale, si salva la Clivense. Coraggioso qui Melchiori. Pavoni. Vitale perde il contrasto, Ferrari in area per Oresti, attenzione Oresti, destro, palla in rete, ha segnato il Vestenanova, ha segnato Oresti al 6° minuto, 3-1. Sì, qui Pavoni ha preso forse controtempo, non si aspettava questo tiro preciso all'angolino sul primo palo. Pavoni stava già andando forse il centro della porta, è stato bravo qui l'attaccante del Vestena che in qualche modo riapre il match. Daniele Oresti, classe 95, pensate ha segnato 5 gol in 6 partite di Coppa ed era fuori, è entrato solo perché si è fatto male Zonina al termine del primo tempo. C'è un problema adesso forse per un giocatore, vediamo cosa è successo perché c'è questo capannello giallo-blu con l'arbitro Kumbulla che si avvicina. Forse è un giramento di testa, vediamo. È il numero 5 Melchiori che viene accompagnato fuori proprio da Oresti e del suo capitano, il numero 8 Fabbrini. Momento di leggera apprensione, se ne va comunque con le sue gambe il numero 5. Vediamo che cosa è successo. C'è nel frattempo un giocatore sulla panchina del Vestena che si è tolto il fratino, la casacca, vediamo se entra direttamente. Vestenanova che nello stesso istante al 6° minuto ha segnato il gol dell'1-3 e ha anche perso probabilmente uno dei suoi migliori difensori, il numero 5 Melchiori. Vediamo se può rientrare. Nel frattempo è ripreso il gioco, un po' a sorpresa forse il gol del Vestenanova del 3-1, è il 71° gol in stagione per la squadra bianco-verde, il 17° subito in tutto l'anno dalla Clivense. Ne ha presi comunque 4, ricordiamo, solo nella gara di mercoledì con San Pancrazio. Siamo già in zona d'attacco per i biancoazzurri con Motta, Pasinato, dribbling su Confente, palla per Facciolo. Con gli occhi dietro Facciolo sente e serve Elatimi. Castellucci, palla lunga in aria per Inzerauto, Inzerauto ancora non tiene il possesso del pallone. All'indietro Memedi, c'è De Martis che reclama il pallone, palla sul sinistro, Memedi sfiora l'incrocio dei pali e chissà se magari poteva buttare giù la porta. Esce nel frattempo Melchiori, è ufficiale, al suo posto il numero 20 Camponogara, Riccardo Camponogara, classe 96.
senz'altro una notizia non buona per il Vestenanova. I migliori auguri naturalmente a Melchiori, che non sappiamo in cosa sia in corso. Lo vediamo a terra sulla panchina con i piedi sopra. Sì, segno di un giramento, no, di testa, qualche problema di pressione, sì, un calo di pressione. il caldo, una serie anche di situazioni come la pausa, no, forzata di 15 minuti con questo caldo e sole a picco nel primo tempo, non l'ideale per il fisico. Il rinvio con la testa di Mehmedi, attenzione a De Martis, cerca lo spazio per il traversone, palla all'indietro, tocco importante di Perazzolo, poi il rimpallo che favorisce il Vestena. Siamo, amici sportivi, al 9° minuto di questo secondo tempo. Il Vestenanova ha ulteriormente arricchito l'interesse della gara segnando il gol dell'1-3 con il suo bomber di Coppa, Daniele Oresti. E potremmo dare forse anche una chiave di lettura che comunque la Clivense potrebbe essere più abituata, no? A giocare anche in queste condizioni, comunque con questo caldo. Invece Vestenanova, no? Che ci ricordiamo quando siamo andati a commentare la partita in trasferta là sulle colline vicentine, comunque la temperatura è ben diversa, sicuramente si sta molto meglio. Motta con il rombo dei tamburi del No 694, Pasinato va giù, commette lui fallo con la mano. Ancora Oresti protagonista, questa volta in fase di recuperatore palloni. Attenzione, poi servito Munaretti che era girato dall'altra parte, se la cava il Vestena, sbaglia qui Perazzolo. Mehmedi cerca di approfittarne, se la porta sul destro, area di rigore, Mehmedi si allunga, Mehmedi destro, palla fuori. Seconda occasione per pochi istanti per Mehmedi. Ancora Mehmedi comunque sempre lì a provarci. Prima un grandissimo sinistro a fil dell'incrocio dei pali, qui un bel destro, ancora impreciso, ma comunque ha voglia, ecco, di riportare di 3 gol avanti la Clivense, che forse ha un po' preso questo spauracchio, no? Dopo il gol del Vestenanova. Si scaldano tutti i giocatori della Clivense in panchina, con Agresti invece che è andato a recuperare il pallone ben lontano dalla sua porta nel campo per destinazione alle spalle di quel montante davvero pittoresco con il cerotto blu e il contropalo di legno a sostenerlo. Rinvio di Tenuti, Inzerauto anticipato male da Ferrari che la butta in aria, non ci arriva Mehmedi, sta per mettersi in difficoltà da solo il Vestena. Ancora una volta qui fallo netto di Vitale che cintura Perazzolo, un'azione quasi da rugby. 5-3-2, punizione per il Vestena. Sì, altra bella azione però da parte della Clivense, però non ha trovato, ecco, il pertugio giusto, ma è questo l'atteggiamento che vuole Allegretti, subito, ecco, dimenticarsi e mettere da parte il gol subito e riprovare comunque a giocare come ha fatto fino adesso. La prende di testa Facciolo, ma ha spinto ancora i danni di Oresti, che a questo punto diventa un fattore, un autentico trascinatore. Oltre ad aver segnato, interviene come terminale offensivo in tutte le azioni, come destinatario di tutti i palloni in quella zona del campo. Una rete in aria, lo scontro con Vitale, palla fuori. Bella la triangolazione tra De Martis e Mehmedi, ancora De Martis, lunga e buono, sì, è sì, regolare la posizione di Mehmedi che deve però allungare, vediamo se la prende, non ci riesce. Poteva nascere un'altra occasione mentre Inzerauto al centro dell'area invece reclamava una verticale per vie centrali, ma adesso si capisce come il Vestenanova possa andare facilmente in difficoltà e la Clivense naturalmente va a nozze. Qui fallo inizialmente infatti fischiato a favore di Oresti, che invece si è appoggiato sopra le spalle di Pasinato. Sì, un calo di concentrazione nell'ultimo frangente lì per i difensori del Vestenanova, però ecco la Clivense che piano piano sta sempre conquistando campo. Prova a chiudere la Clivense, Inzerauto, solita sterzata, pallone sul destro, Facciolo, dribbling messo giù, guadagna un calcio di punizione da una mattonella che conosce e gradisce particolarmente. Sì, se l'è guadagnata e andrà lui stesso a tirare questo calcio di punizione Facciolo. Vedremo se andrà direttamente in porta, proverà con traversone a scendere. Vediamo, dipende anche sempre da dove si mette i latini, vero Jacopo? Perché spesso l'abbiamo visto salire alto sulla destra con Facciolo che lo chiama all'entrata. Chiaro che sui palloni alti i latini è assolutamente un fattore, ma lo vediamo addirittura qui andare a disturbare la barriera, quindi forse probabilmente
andrà in Facciolo porta. tira. Sì. Vedete, infatti Elatimi a dar fastidio anche visivo in traiettoria al portiere insieme a Tenuti, i due centrali della difesa della Clivense di fianco alla barriera del Vestena. Facciolo tirerà in porta. Ci giochiamo la monetina, Jacopo. Sì, una sorta di seconda barriera, quindi vediamo Facciolo che prende le misure. Lo sguardo anche verso il primo palo, ha già segnato più volte anche mercoledì. Facciolo, destro, in porta, bella! Traversa ancora, e poi De Martis, murato, Inzerauto, palla fuori. 3 occasioni in una per la Clivense, altra traversa, la seconda in partita, punizione meravigliosa di Facciolo. Sì, bellissima qua la punizione con il pallone a scendere proprio dietro alla barriera, che però si è andato a stampare questo pallone sulla traversa. Poi altri 2 tiri, prima di De Martis e poi di Inzerauto, ma murati tutti e 2, quindi ora ci sarà solo calcio d'angolo per la Clivense. A un passo dal 7° gol stagionale, il 5° in coppa. Loris Facciolo, palla all'indietro proprio per lui, ancora la mira, il destro un po' debole, murato questa volta. Motta, serie di rimpalli, Carradore, Tenuti trova Pasinato sulla fascia destra, traversone immediato ad uscire, debole però poi qui. Pagani finisce anche giù, fallo qui subito da Castellucci che aveva anticipato. Soave si arrabbia il numero 11, ma la palla credo l'abbia presa Castellucci. E si appresta nel frattempo a entrare Olivieri, probabilmente verrà sostituito Pasinato, anche in quell'ultima azione è sembrato un po' stanco. Bravo Jacopo, sì. eccolo qui il cambio, uno degli eroi di mercoledì scorso, Olivieri, che in 3 minuti tra il 10° e il 12° del primo tempo ha ribaltato con una doppietta al bacio l'iniziale svantaggio della Clivense contro San Pancrazio. Bravo, perché esce proprio Pasinato, e quindi Giulio Francesco Olivieri prende il posto del numero 10, che termina qui la sua stagione. Gli applausi per il terzo miglior marcatore stagionale della Clivense, Federico Pasinato. 8 gol, 7 in campionato, 1 in coppa e 1 anche, lo ricordiamo, nei rigori della finale provinciale per il titolo, vinta qualche settimana fa a Cavaillon contro il Baldo Junior Team. Castellucci cerca il traversone, morbido, palla in mezzo, la mette fuori Ferrari, poi Fabbrini. Si è visto poco il capitano della Vestenanova, ha concesso qui anche il corner e va Facciolo, anche perché è proprio uscito Pasinato pochi istanti fa, e quindi Facciolo con il destro ad uscire, mentre Elatimi lo vedete prendere la rincorsa per il suo caratteristico terzo tempo. L'altissimo giocatore marocchino con il numero 5 chiama il pallone con la mano alta al centro dell'area di rigore. Il pallone è basso, però è corto, deve rincorrerlo Castellucci, arriva Motta, se la allunga da solo, la prende lui, commette anche fallo. L'arbitro fischia la punizione contro il generoso numero 3 della Clivense. Ci ha provato qui Motta a prendersi lui questo pallone, però ecco, non è riuscito. C'è da dire che spesso chiede moltissimo al suo scatto, al suo allungo, il più delle volte ha ragione, perché la prende di solito quando se la butta così lunga. Vitale, autentico pulitore di palloni, un po' alla Strottman, come veniva chiamato dal suo vecchio allenatore Rudy Garcia, la lavatrice, proprio per questa peculiarità. Una reti in avanti con Fente, serie di finte, arriva anche Oresti, gira su se stesso con Fente, ha di fronte a sé Tenuti, gli fa perdere metri. E anche il pallone. Anche il pallone, perché arriva Inzerauto, attenzione che è velocissimo, se l'allunga, non può prenderlo Carradore, 2 contro 1, c'è Memedi libero al centro area, Inzerauto viene messo giù in maniera clamorosa da Ferrari, che si becca il giallo, lo accetta naturalmente. Numero 4. Sì, numero 4. Qui Memedi forse preferiva essere servito piuttosto poi è stato atterrato. L'abbiamo detto anche nel primo tempo, Inzerauto più veloce di qualunque difensore del Vestenanova, che è molto alto, molto ben messo sul piano fisico, e quindi paga naturalmente il gap in agilità con il brevilineo giocatore milanese. Sul pallone c'è De Martis, che dalla rincorsa sembra intenzionato a tirare in porta. Barriera 2 per il Vestena. Piede caldo oggi per De Martis, che ha segnato anche di testa. Parte il numero 4 con il destro direttamente in porta, non trova però l'incrocio. Eccesso forse di confidenza e di autostima qui per il 4, che si guadagna comunque gli applausi del suo pubblico.
È lui che ha segnato 2 dei 3 gol che permettono alla Clivense di stare sul 3-1 contro il Vestena. Altro cambio, esce Diego Confente, discreta la sua partita, tanto impegno, poco arrosto dobbiamo dirlo, ma ce l'ha messa tutta il generoso numero 10, classe 88. Al suo posto con il 16 entra Thomas Grimaldi. Che andrà credo ad occupare la stessa posizione come trequartista. Eccolo lì, infatti. Unaretti deve liberarsi del pallone. Carradore vince un rimpallo, poi ha spinto Vitale. Mentre probabilmente è entrato il 15, mi sbaglio, al posto del 16, ho visto male. Sì, è il 15. Si tratta di Damini, Dario Damini. Già battuto il calcio di punizione. Vitale riconquista l'ennesimo pallone, ancora Carradore. Unaretti, Fabbrini, Carradore. Ha spazio adesso il capitano, ma alle sue spalle arriva Olivieri, bravissimo qui Fabbrini a mantenere il possesso del pallone. Ferrari, sale palla al piede. Carradore ha di fronte a sé il fresco Olivieri che è appena entrato. Forse calcio di punizione, si gioca. Attenzione Inzerauto, 3 contro 3. C'è Memedi in fuorigioco, si alza la bandierina, sì, c'è il fuorigioco qui. Memedi tira in porta, segna. Vediamo se l'arbitro si arrabbia. Poteva fare a meno qui Memedi di eseguire questo gesto, viene graziato e l'arbitro semplicemente, siamo lontani e non sentiamo, ma scommettiamo a Jacopo che gli ha detto se lo rifai ti ammonisco. Sì, una ramanzina, qui ha perso un po' di tempo Memedi. Passa nel frattempo il cronometro, siamo al 21esimo, 3-1 per la Clivense in questo secondo tempo della finale. È buona stavolta la posizione di Memedi, c'è Inzerauto completamente libero, in ritardo la difesa del Vestena. Inzerauto in area di rigore, palla sul destro, Inzerauto, parata clamorosa di Agresti che chiude lo specchio ed evita il 4-1. Sì, bravo qui Agresti in uscita, ecco, a chiudere lo spazio a Inzerauto che era proprio a tu per tu col portiere, però trova solo il calcio d'angolo, ma la Clivense è ancora lì che tenta, ecco, un'altra volta a trovare l'ennesimo gol. E attenzione a Facciolo, perché da quella posizione, da quella situazione di corner con il destro a rientrare, ha segnato direttamente contro San Pancrazio. Infatti vedete il portiere del Vestena che si posiziona proprio lì sul secondo palo, dove era spiovuta la palombella. Sì. Vediamo se ci riprova un po' all'indietro. Ferrari di testa, Motta messo giù, resta in piedi 2 volte, però Soave ha esagerato qui nella foga. Non è la prima volta che Soave commette fallo, dobbiamo dire, è un giocatore particolarmente passionale, ecco, diciamo così. In aria per Elatimi, Elatimi! La infila dentro, 4-1 al 22esimo, ennesimo assist preciso di Castellucci. Elatimi camminando ha preso la mira e l'ha messa alle spalle di Agresti. 4-1, secondo gol stagionale per il giocatore marocchino. Ma che ci faceva lì Elatimi, era proprio da solo indisturbato, se n'era accorto saggiamente Castellucci che gli ha regalato questo cioccolatino e lui da solo davanti al portiere ha girato l'inzuccata di testa, ha trovato il gol ed ecco ora il balletto fra il balletto con Memedi di fronte al Northside 94, secondo gol stagionale per Elatimi che non segnava da inizio stagione. Yassin Elatimi, giocatore fresco di 24 anni, giovanissimo, uno dei protagonisti di questa stagione e si prende un po' anche la rivincita dopo la traversa del primo tempo. Sì, se lo merita questo gol per tutta la stagione. Rimette la Clivense sul +3, prova il Vestena a reagire. Ancora Elatimi commette fallo, si becca anche il giallo stavolta. Preso forse dall'euforia ancora del gol. Terzo ammonito della partita dopo i 2 difensori centrali del Vestena Nova. Yassin Elatimi che ha appena marcato il gol del 4-1 per la Clivense. Siamo alla metà esatta del primo tempo, amici sportivi, a Vigasio, stadio Umberto Capone.
che vede l'epilogo della stagione e della Coppa Verona Memorial Gianni Segalla. Fabrini col sinistro a metterla nel mucchio, c'è Oresti, specialista di testa, marcato da Motta, sale anche Ferrari, palla proprio verso Ferrari, anticipato ancora della Timi. Memedi prova a allungarsela di testa, Carradore trova Motta, verso De Martis, anticipato da Perazzolo, poi a vuoto tenuti, e bella la finta di Castellucci con grandissima freddezza e calma. Motta vince il rimpallo verso De Martis, che protegge benissimo il pallone, ma in mezzo a 5 giocatori la perde. Tenuti, aggancio e rinvio, stavolta frettoloso, non la può prendere nessuno se non il fotografo a bordo campo. Con le mani Carradore, Oresti, ancora Carradore, ancora l'autore del gol del momentaneo 1-3, Fabrini all'indietro, discreta azione di prima della Vestena, però pallone imprendibile per Pagani. Ancora Castellucci, che ha disputato una partita eccellente. Inzerauto la chiama Memedi dall'altra parte, sul filo del fuorigioco, si accentra però, Inzerauto fa fuori il primo, palla sul sinistro, palla fuori di poco. Come sempre i compagni di reparto Inzerauto hanno il compito anche di allargare la difesa avversaria per le incursioni. Inzerauto che tira indifferentemente con entrambi i piedi. Due giocatori del Vestena a terra, Soave nel cerchio di centrocampo per probabilmente dei crampi, c'è un cooling break, e anche un altro giocatore giallo-blu nella lunetta dell'area di rigore. Si tratta di Carradore per completare le rime. C'è appunto la pausa refrigerante per le due squadre. Anche l'arbitro Kumbula ne approfitta per un sorso d'acqua, e lo facciamo anche noi, mentre Jacopo parli tu. Oh, va bene, io non posso bere. Sì, adesso giustamente si fa sentire anche il caldo, per quanto comunque le nuvole abbiano un po' coperto, ecco, il sole afoso, però questi minuti, ecco, sicuramente servono per rinfrescarsi, abbeverarsi. Ormai la partita è ben indirizzata, quindi gli allenatori, ecco, più di tanto non possono dare troppe indicazioni, cambiare chissà quanto gli schemi, però sicuramente è un modo per rifiatare. Però ecco, i giocatori della Clivense non ancora sazi, sono i primi a rientrare in campo. Ci sarà quindi almeno un minuto di recupero al termine dei 90 regolamentari, per i quali mancano ancora comunque 18 minuti abbondanti. Si ritorna in campo, ricordiamo 4-1 per la Clivense, sta vincendo il suo terzo confronto stagionale su 3 contro il buon Vestena Nova di mister Moreno Beltrame, del presidente Ivan Cerato, del direttore generale Alberto Sartori. Lo abbiamo detto anche in fase di prepartita, Vestena Nova che è a 1 millimetro dal ripescaggio in seconda categoria. Indipendentemente da questa partita e da questo risultato e da questa sconfitta che sta maturando oggi a 20 minuti dal termine, la squadra del presidente Cerato comunque, in caso una sola qualsiasi formazione, attenzione a Zerauto, no, fuori gioco, si è alzata la bandierina qui, sì. Era De Martis in fuorigioco. Dicevamo, nel caso una squadra qualsiasi dell'avente diritto non si iscrivesse alla seconda categoria provinciale veronese, il Vestena Nova di diritto potrebbe chiedere e ottenere il ripescaggio e giocare nel livello superiore l'anno prossimo. Vuoto stavolta Oresti, non così Facciolo, che serve Vitale. Scambio con Memedi che è stato trattenuto, il fallo comunque lo commette anche Perazzolo. Qui i difensori della Vestena, abbiamo visto bene in questa azione, stanno veramente iniziando ad avere difficoltà serissime, non sanno più come fermare gli avanti della Crevense, li fermano solitamente col fallo sistematico, mentre, dobbiamo dirlo Jacopo, non so se un po' alla volta arriveranno anche all'interno dello specchio visivo della telecamera, i fumogeni bianco-verdi del meraviglioso pubblico del Vestena Nova stanno invadendo la zona del campo sul fronte offensivo sinistro della Clivense. Sì, questo è il bello, comunque i tifosi del Vestena Nova, nonostante il passivo, sono sempre lì a festeggiare. Attenzione ancora Elatimi che non interviene sul pallone, stava rischiando la clamorosa doppietta il marocchino, perché sulle palle alte non ha assolutamente rivali. Ha preso una traversa e poi ha segnato il gol del 4-1 Yassine Elatimi. I tamburi, lo abbiamo detto, del Northside 94 della Clivense
i fumogeni biancoverdi del Vestenanova in questa cornice meravigliosa dell'Umberto Capone di Vigasio per la finale provinciale. 4-1 per la Clivense. Agresti che può rinviare dal fondo a 16 minuti e mezzo più recupero al termine di questa partita. Rinvio direttamente fuori da parte del portiere del Vestenanova. Nel frattempo il team manager della Clivense l'abbiamo visto uscire per la terza volta verso i suoi attori per andare a riempire di nuovo le borracce, perché giustamente i giocatori in campo hanno sete. Caldo torrido oggi, siamo sicuramente sui 30 gradi e anche è calato, anzi è cessato il vento che prima dava un minimo, una parvenza di sollievo. Oresti lontanissimo dalla sua zona di competenza, prova a lanciare nella posizione dove appunto dovrebbe operare lui, c'è Castellucci però. Pavoni non toccava il pallone da una vita. Lancio verso Motta, c'è ancora Oresti però, la prende lui. Ferrari, salta a vuoto sia lui che De Martis. Vitale, Ferrari. Perazzolo. Buon lavoro e servizio per Carradore. Ancora Ferrari. Perazzolo messo giù da De Martis. Sì, forse chiedono molto il cartellino, dolorante qui il giocatore numero 2. Viene graziato forse anche qui De Martis, che qualche parolina di troppo rischia. Sì, assurdo lamentarsi, insomma, rischiare qualcosa sul 4-1. Infatti Allegretti gli sta dicendo proprio questo anche con ampi cenni, non vale la pena. È rimasto a terra comunque Perazzolo che si rialza, il pestone sicuramente l'ha preso forse anche nella caviglia, posizione sempre dolorante dove ricevere una generosa tacchettata. Eccolo che si rialza il 2, batte invece Ferrari. Scambio con Fabbrini, ancora Ferrari. Munaretti, toccato una quantità infinita di palloni, questo lo sbaglia. Addirittura Facciolo in pressing e funziona perché Carradore poi sbaglia. Buono il pressing della Clivense che ne ha ancora e non Lancio vuole lungo di Motta, servire De Martis anticipato. non cedere nulla agli avversari. Munaretti per Soave, c'è Tenuti, arriva Damini, verticale, poi ancora Oresti, 2 volte, la seconda riesce ma trova Pavoni. Castellucci ha decine di metri, può percorrerli, palla al piede, verticale per De Martis che sbaglia tutto, ha subito però fallo per l'intervento di Munaretti. Ennesimo calcio di punizione conquistato in stagione per Christian De Martis, che ha segnato nel primo tempo all'inizio, al secondo minuto e alla fine al 45esimo i gol dell'1 e del 3-0. Esce il 9 che è Inzerauto, chiude la sua stagione tra gli applausi. Kevin Inzerauto con 31 reti all'attivo, 24 in campionato, 5 in Coppa Verona e 2 nelle finali provinciali, a cui va aggiunto anche il calcio di rigore nella sequenza appunto dei penalti dal dischetto nella finalissima provinciale col Baldo. Applausi per Kevin Inzerauto. Al suo posto, chi è entrato al suo posto? Credo Davì, Tommaso Davì, sì, il match winner della gara con San Pancrazio mercoledì. Esce anche Soave, stanchissimo, per il Vestena. Al suo posto il numero 18 Mattia Prestifilippo, giocatore classe 2000, fresco di 22 anni, anzi esce anche il doppio, 7. sì. Escono l'11 e il 7. Esce anche Carradore, che ha visto davvero una partita difficilissima con Inzerauto, non l'ha vista mai e dopo ha dovuto sacrificarsi e non passare praticamente mai la metà campo. Al suo posto entra il 13, per onor di cronaca in tabellino finisce anche Paolo Ambrosi, classe 97. Sì, prima di Inzerauto
E che stagione quella di Inzerauto, veramente, come abbiamo detto più volte, vero simbolo di questa Clivense, perché oltre comunque alla miriade di gol, anche per l'atteggiamento, no, che ha sempre mostrato e per gli in assist. campo. Sì. Occhio alla palla in mezzo, ancora per De Martis, Agresti, Vitale non trova la porta. Oresti, ancora Vitale a impedire la ripartenza del Vestena, non concede nulla, è il numero 2. Il tocco ultimo è proprio di Oresti sull'intervento di Vitale. Arriva Motta. 11 minuti più recupero al termine di questa partita con la Clivense saldamente al comando, 4-1, tenuti. Pavoni. Castellucci chiama il pallone proprio Davì. Palla direzionata verso di lui. Fermata però. E la Timi. Carica il destro. Pallone lunghissimo verso Memedi. La prende lui. Attenzione a Davì che si incunea per vie centrali. Esce Agresti ed evita. Attenzione ancora però. Corto il passaggio di Agresti. Abbiamo visto proprio con Davì protagonista un errore clamoroso del portiere avversario mercoledì con San Pancrazio a decidere la semifinale. Ambrosi. Oresti, finta di corpo ma c'è Motta. Se la tocca male, finisce a terra. Ha subito fallo, infatti c'è anche la bandierina alzata. No, è rimessa, no, la palla è uscita. Sì. Se l'è portata fuori qua Motta. Con le mani Ambrosi. Di prima per tenuti però. Motta. Sinistro lunghissimo, non c'è più Inzerauto però. Attenzione a Memedi, 1 contro 1 in velocità con Ferrari. Esce Agresti in vantaggio. Rinvio lungo stavolta di Agresti. E la Timi. Controllo così, poi si scontrano due giocatori del Western. Arriva Olivieri. Finta di corpo e alleggerimento per Castellucci che rinvia. Perazzolo. Facciolo. Davì si disinteressa del pallone perché era in posizione irregolare. Allora arriva Pagani. Rinvio lungo. Lotta sul pallone, nuovo entrato Presti Filippo che guadagna un out. Ed entrerà anche Cavallaro. E adesso credo che sarà proprio il momento della standing ovation per Christian De Martis, che al 37esimo di questo secondo tempo, dopo 2 gol nel 4-1 della Clivense e 10 reti stagionali in totale, realizzate tutte, lo ricordiamo, negli ultimi 3 mesi, si prende gli applausi e chiude la sua stagione nel migliore dei modi. In campo Cavallaro, che 3 giorni fa ha compiuto 19 anni. Memedi ancora a fiato invece, chiama il pallone proprio Davì, area di rigore, Davì, aggancio, ancora Davì, pallonetto, palla fuori. È riuscito a trasformare un controllo impreciso in un controllo a seguire, quasi non si portava il pallone in porta Tommaso Davì. Sì, lì Scaltro comunque a recuperare il suo errore, è riuscito in qualche modo a ritrovarsi sul pallone, però il pallonetto finisce alto di poco. Occasione per il 5-1 per la Clivense, che gioca ormai sul velluto da parecchi minuti. Non si è scomposta dopo il gol che ha riaperto la partita da parte di Oresti. Avvio ripresa. Attacca Damini, si gira, palla messa in mezzo verso Oresti che ancora una volta su una traiettoria non aggancia, però c'era comunque tenuti a proteggere Pavoni. Sembra aver un po' rinunciato adesso il Vesternova, naturalmente anche il caldo, la stanchezza, la differenza di forza in campo si sentono sempre di più con il passare dei minuti.
Vestenanova comunque, lo dobbiamo dire, lo abbiamo detto anche in prepartita, indipendentemente da questa gara si merita degli applausi colossali per lo spirito e la forza e la qualità e i risultati anche mostrati in questa parte, in questa stagione in assoluto, in particolare forse nella parte finale, dove ha chiuso al terzo posto il girone della Clivense, il girone B di terza categoria, e poi ha avuto la forza di andare a giocarsi i playoff perdendoli, e poi invece di andarsi a prendere la finale con squadre sicuramente sulla carta più quotate che sono uscite prima, la Fumanese, il Baldo Junior Team, la Virtus, lo stesso San Pancrazio. Vestenanova sicuramente un outsider che avrebbe fruttato parecchio a eventuali scommettitori a inizio anno. Sì, comunque questa finale è un premio per la buonissima stagione del Vestena, che ha chiuso con questa finale, come dicevamo, comunque ha buone possibilità di salire di categoria. Nel frattempo entra Vallese, esce Vitale, applausi che valgono una stagione per un giocatore che ha nel suo cognome l'importanza di questa squadra, davvero un simbolo di abnegazione. Paolo Adriano Vitale, classe 82, super esperto, profilo basso, sempre la cosa giusta in quelle zone del campo. Per lui anche un gol molto bello in campionato nei gironi di andata. Al suo posto invece una nuova leva, classe 2003, Lorenzo Vallese, fresco con i suoi 19 anni. Entra al 40esimo. Damini, slalom curioso, interessante, mezzo a due, pallone verso numero 18 Presti Filippo, che non la prende Pavoni. Rinvio Sbilenco, sì. Tenuti, altro rinvio Sbilenco, poi destro addirittura da lontanissimo da parte di Damini a ben rappresentare la fatica e la carenza di idee del Vestena in questo momento della gara, in questa parte finale della partita. Invece Motta, ancora birra per solcare la fascia. Olivieri, ecco il nuovo entrato Vallese, tocca il suo primo pallone, cross dall'altra parte, Mehmedi la tocca, non c'è nessuno. Oresti, Motta a vuoto, arriva Facciolo. Con tutta la calma del mondo e la Timi addirittura fuori, e Allegretti ha ancora il coraggio e la forza per arrabbiarsi su un passaggio sbagliato sul 4-1 al 42esimo del secondo tempo. Sì, ma i particolari dettagli sono quelli che fanno la differenza, che hanno contraddistinto comunque sempre tutta la stagione anche di mister Allegretti. Va sicuramente anche lui un grande applauso per come si è abnegato a questa causa, come ha deciso di fare un passo indietro, però per farne più di uno avanti, perché comunque questa stagione penso che gli abbia dato e regalato molto. Assoluto professionista, prestato ai dilettanti e al gradino più basso anche dei dilettanti. Riccardo Allegretti si è calato nella parte con un entusiasmo, una serietà degni di una massima categoria professionistica. I risultati sono arrivati, non era assolutamente scontato, visto anche il modo, lo ricordiamo, in cui è nato questo progetto e questo gruppo con il casting della fine estate scorsa. Si prepara nel frattempo Jacopo ad entrare anche Davide Squizzi, a cui lo stesso Allegretti concede l'almanacchi e il minutaggio di fine stagione al posto di Pavoni. Vediamo se farà in tempo Squizzi a toccare un pallone. Questo potrebbe essere invece l'ultimo toccato dal suo collega di reparto Pippo Pavoni. A proposito dei protagonisti della stagione, per lui, oltre a una serie infinita di parate fondamentali, magari non tantissime, ma sempre nei momenti difficili delle gare, ricordiamo anche solo l'andata, no? Con il Vestena fuori casa, il rigore parato sullo 0-1, partita poi finita 0-3. Pavoni ha segnato quest'anno 7 gol su calcio di rigore, uno dei quali nella finale di del titolo provinciale, che ha deciso quasi da solo con 2 interventi meravigliosi nel secondo tempo a blindare lo 0-0, poi parando il rigore decisivo e segnando a sua volta pochi istanti prima il suo penalty. Pippo Pavoni
Presti Filippo, buon lavoro all'indietro per Pagani, con la forza e il coraggio dell'orgoglio e della dignità. Il Vestenanova, tutta la verve lessinese. Eccolo qui il cambio al 44esimo del secondo tempo. Entra Squizzi ed esce Pavoni. Una serie lunga di applausi per il giocatore ex Legnago, che ha davvero realizzato una stagione da ricordare per sé, per i suoi tifosi, per questo anno zero della Clivense di Sergio Pellissier. L'abbraccio con Davide Squizzi, un po' anche un passaggio di consegna in questa fine di stagione, solamente per questa partita naturalmente. Davide Squizzi, che comunque rappresenta uno di quegli elementi di continuità con il vecchio Chievo, lo possiamo dire, perché il padre naturalmente nel Chievo ha giocato parecchio nello stesso ruolo, che somigliano anche moltissimo i due, padre e figlio. Attacca il Vestena, siamo a una quarantina di secondi dal 90esimo. Vediamo se il direttore di gara Giuliano Kumbulla, a proposito di legami con i professionisti, il fratello del ex giocatore del Verona, decreterà qualche minuto di recupero, forse uno per il cooling break. Ha comunque sempre il fischietto in bocca. Tenuti, stop orientato con il petto e poi con grande calma, un po' di fortuna, vince un rimpallo. Attenzione però a Oresti in area, Oresti la tocca però e Latimi, che salva anche il gol del 2-4. Davvero importante l'ingresso in campo di Oresti per il Vestenanova, e Latimi riesce addirittura a passare in mezzo a due e a rinviare. Damini con il sinistro, eccola qui la parata di Squizzi che si guadagna la pagnotta. Voto e applausi con il sinistro, era sotto l'incrocio il sinistro di Damini, molto bello dobbiamo dire, da fermo, forse un po' a sorpresa. E da distante, da fuori, un bel tiro. Squizzi però non si è fatto sorprendere e ecco, per non correre nessun rischio ha deciso di deviare in calcio d'angolo. Attenzione alla palla buttata in aria. Ancora corner, siamo veramente agli sgoccioli di questa finale. Con il destro a rientrare verso Squizzi, che la prende ancora una volta. Può sporcarsi i guantoni. Motta. Istanti e battute finali di questa competizione e di questa stagione. Palla lunga per Memedi che prova ancora a recuperarla. Pagani vince il rimpallo. L'arbitro adesso ha veramente il fischietto in bocca. Un'occhiata al cronometro. Siamo al 92esimo. Prova ad andarsene Presti Filippo all'indietro. Vallese, poi arriva anche Cavallaro con il tacco volante, serie di flipper. Ancora Vallese, la palla però ce l'hanno i giallo-blu. Alla fine finisce fuori e si gioca ancora. Ultima azione. Con le mani Castellucci, c'è ancora tempo per un'ultima azione. Viene a prenderla Memedi, la perde Damini, la recupera Vallese. Tenuti, imposta per Motta. Ancora forse un'occasione per la Clivense. Olivieri, palla pigra per lui. Ancora Motta. Lancio per Memedi, attenzione, vediamo se riesce a recuperarla il giocatore macedone. C'è però Agresti, leggermente lungo il lancio per lui. Rinvio lungo di Agresti, non fischia più, in direzione Latimi. Sempre inconcepibile a nostro avviso questi recuperi. Fischietto in bocca, non c'è più tempo, palla per Squizzi e finisce qui, amici sportivi. La Clivense completa il suo triplete e dopo la vittoria del campionato, del titolo provinciale in terza categoria, si aggiudica anche
la Coppa Verona, il Memorial Gianni Segalla, battendo per 4-1 con merito il generoso Vestenanova. Nel primo tempo le reti di De Martis, poi di Memedi, ancora di De Martis, nella ripresa il 3-1 di Oresti per la squadra lessinese e poi Elatimi per il poker della Clivense a chiudere il trionfo stagionale nell'anno 0 della squadra del presidente Sergio Pellissier. Il mio compagno di telecronaca di quest'anno, Jacopo Segalotto della cronaca di Verona, a te l'onore di chiudere. Finisce nel migliore dei modi questa prima storica stagione della Clivense, comunque in una festa come è stata tutta durante questa annata, con i tifosi che in qualche modo si sono goduti questa storica stagione. Adesso è giusto che anche i giocatori ricevano comunque questo bagno di folla, perché comunque hanno fatto veramente qualcosa di straordinario. E allora, amici sportivi, prima delle premiazioni andiamo anche noi in campo con il microfono per sentire le voci a caldissimo dei protagonisti. È stata una stagione pazzesca, abbiamo avuto davvero l'onore di raccontarvela e si chiude con l'ennesimo bagno di applausi del Northside 94 ai suoi giocatori. E andiamo in campo anche noi, amici sportivi, a tra poco. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci in diretta, amici sportivi, nella post partita della finale provinciale che la Clivense ha vinto per 4-1 realizzando il cosiddetto triplete. 3 trofei su 3, tra poco ci sarà la premiazione da parte della delegazione provinciale di Verona capitanata dal delegato FIGC Claudio Prando, un bagno di folla e gli applausi della tifoseria del Northside 94 che per tutta la stagione ha accompagnato attraverso i suoi successi la Clivense, che adesso può finalmente, Jacopo, anche distendersi. Abbiamo visto addirittura, esageriamo, mister Allegretti sorridere, mentre dobbiamo fare un applauso anche alla Vestenanova. Bellissima questa scena, scusami Jacopo, del presidente Ivan Cerato che si prende comunque gli applausi insieme alla sua squadra, dei suoi tifosi che si sono fatti anche oggi questo centinaio abbondante di chilometri tra andata e ritorno per seguire i biancoverdi. E Jacopo, allora si chiude così con una festa, possiamo dire, da entrambe le parti? Eh sì, una festa, perché comunque è stata una bella stagione per tutti, anche e non solo grazie alla Clivense che, come diceva anche Prando, ha dato visibilità a questa categoria un po' bistrattata, no, negli ultimi anni, e questa è la ciliegina sulla torta per la Clivense, comunque di una stagione lunghissima ma intensa, nata un po' all'ultimo quasi per caso, ma conclusa alla grande, come forse neanche
Pélissier no, sperava, perché un triplete sulla carta, ecco, non è facile, ma alla fine vuol dire che il lavoro fatto bene paga sempre. Beh, si chiude tra l'altro sulle note dei Queen, di We Are The Champions, non si fa mancare nulla qui, amici sportivi, all'Umberto Capone di Vigasio. Abbiamo visto anche il presidente della società ospitante del Vigasio, Giampaolo Zaffani, qui naturalmente compiaciuto, contento, soddisfatto di questa cornice meravigliosa. Tra l'altro, Jacopo, non vorrei tirarla, ma credo che non mancherà molto al temporale, giusto appunto, forse si farà in tempo, o se no, in ogni caso sarà una festa bagnata, festa fortunata per la Clivense che chiude questa stagione pazzesca. Io vorrei sapere se il nostro operatore Alex Veronese riesce a inquadrare anche la squadra avversaria, perché il Vestenanova è sotto il suo pubblico che sta incitando e cantando come se avesse vinto, e Walter Maggiotto può finalmente sorridere. Walter addirittura ci abbraccia, vieni qua Walter, hai sofferto oggi un po' meno, dai, avete segnato subito e vincete tutto quest'anno, il primo colpo. Beh, guarda, siamo contenti e dopo il gol dell'1-0 eravamo un po' più tranquilli anche noi e diciamo che la partita è andata anche in discesa. Comunque scusa un attimo Walter, chiedo a Alex di inquadrare qui, perché c'è Pélissier lanciato in aria dai suoi giocatori, sorride finalmente anche il presidente, molto disteso, abbracciato, emblema di uno spirito che avete incarnato e che vi ha portato a fare veramente il meglio possibile. Beh, insomma, meglio di così non si poteva fare, anche se siamo in terza categoria, però un triplete è sempre da ricordare. Allora, applausi, guardate, e il coro per Sergio Pélissier, grazie a Walter Maggiotto che può andare a festeggiare finalmente con la sua squadra. Abbiamo visto tutti abbracciarsi, commossi, anche la moglie di Pélissier, Micaela, contentissima, i figli qui a giocare con Daniele Motta. Si è creato un bel gruppo naturalmente. Per questo gruppo che è nato da zero, abbiamo detto, è stato praticamente inventato, c'era chi veniva dalla Sicilia, dalla Lombardia, insomma chi da Verona, dalla provincia, e ecco Kevin Kevin, fermati qua. Allora, oh, ma ti sei tirato via, non segnavi proprio nell'ultima partita, hai lasciato il palcoscenico agli altri? Perché sono arrivato a 31, il 31 è il numero del press. No dai, c'era bisogno di giocare per la squadra e ovviamente il collettivo viene prima. I miei 31 gol li ho fatti, quindi va bene così, sono contento. Ascolta, l'avresti detto 9 mesi fa, arrivavi da un'altra provincia, non sapevi come aspettarsi, sto provino, e poi un po' alla volta? Quando ci credi alla fine ce la fai, questo è solo un piccolo pezzo. Ah beh, che cosa ti aspetti ancora? Perché qua non sa nessuno niente, chiaramente c'è un po' di scaramanzia, insomma si vuole fare il grande salto. Che cosa vuoi per te? Non lo so neanch'io, ma io lotterò sempre per arrivare più in alto possibile. Beh, insomma, grande Kevin, lo lasciamo ai festeggiamenti perché si è lanciato qui da un protagonista all'altro. Allora, Sky, Mehmedi, dobbiamo dire, oggi ti dovevi prendere una rivincita, perché quella gara saltata che tra l'altro hai perso mercoledì, mentre ci passano anche di fronte, scusate, i protagonisti, i coprotagonisti della giornata, il bravissimo Vestenanova, che bell'abbraccio. Si prendono gli applausi perché adesso verranno premiati dalla delegazione con le medaglie, diciamole, d'argento. Noi siamo proprio in mezzo. Sky, tu oggi hai fatto un gol importante, quello del 2-0, che ha messo in discesa la partita. Dicevamo, non ti è andata giù quel dover rinunciare a sta partita bella del San Pancrazio? Allora, intanto vi ringrazio. Comunque sì, per me è stata una rivincita perché ho preso un cartellino rosso che forse potevo evitare e sono contentissimo di aver dato il mio contributo alla squadra e di aver vinto. Ho dato la promessa alla Northside e oggi l'ho mantenuta. Sono davvero contento di aver vinto 3 trofei e di aver vissuto quest'anno con questo gruppo fantastico, dallo staff a tutti i giocatori. Senti, col gruppo ma hai fatto un rapporto a due tu con la tifoseria, com'è sta cosa? È una cosa bellissima, credo che comunque il rispetto che mi hanno sempre dato è stata una cosa fantastica, perché significa che ho dimostrato fiducia e ho trasmesso fiducia a loro. Sono contento davvero e spero di averli ripagati con le mie prestazioni. Guarda, io penso che ti perdoneranno se la tua Macedonia ha cazzato fuori l'Italia per l'ennesima volta dei mondiali. Io no tanto, però dai, almeno
Tu ti sei sempre impegnato, tuo fratello pure, perché l'abbiamo visto fare i chilometri con la bandierina sulla fascia. Sì, per me è stato un piacere, soprattutto questa vittoria la dedico a mio papà e a mio fratello che sono stati il perno fondamentale di tutto e senza di loro non sarebbe stato lo stesso. Ringrazio tutti, ringrazio anche voi che siete stati sempre presenti con noi e che dire ragazzi, è stato un anno incredibile, me lo ricorderò sempre. Grazie. Complimenti Sky, complimenti e bravo anche a Footgolf, ve lo posso assicurare. Mentre abbiamo visto la premiazione della seconda squadra finalista, insomma, che viene appunto premiata, ecco Capitan Fabbrini con la targa del Memorial Gianni Segalla che gli viene data dal delegato FIGC provinciale Claudio Prando e alle sue spalle dal figlio di Gianni Segalla, Marco, che abbiamo sentito nell'intervallo. E adesso, amici sportivi, è il momento dei vincitori della finale della Coppa Verona nel Memorial Gianni Segalla. Prima le medaglie d'oro al collo dei protagonisti e si torna sui Queen con Prando che infila appunto le medaglie una alla volta e la Timi in mutande a prendersi la medaglia, ha segnato oggi il suo secondo gol stagionale. Poi De Pani, Davi, l'eroe assoluto con quel tapin vincente della semifinale con San Pancrazio, Vitale dappertutto, l'uomo ovunque, quello che non vedi, che porta i secchi d'acqua, che prende le botte e che stringe i denti. Tenuti, perno della difesa, De Martis che si è tenuto i gol per il finale di stagione, gliel'avevamo detto a gennaio, non hai segnato, vedrai che arrivano quando meno te li aspetti, sono stati tutti pesanti. Facciolo, la doppietta con San Pancrazio anche su calcio d'angolo, il fisicatissimo Castellucci con i suoi assist, la sua esperienza, eccolo Memedi. E poi anche, vedete, preparatore atletico Alessandro Zanandreis, preparatore degli portieri Adelino Girlanda, il fratello di Memedi che ha fatto il guardalinee per tutta la stagione, e con il team manager Andrea Bicego, eccolo col cappellino bianco, Allegretti con la figlia, Walter Maggiotto, le foto, clima disteso e la festa. C'è ancora, ve lo assicuriamo, tutto il pubblico presente qui all'Umberto Capone di Vigasio. È stato un onore, amici sportivi, e un piacere, Jacopo, raccontare questa stagione. Credo che rimarrà nella storia, comunque vada, perché quello che ha fatto Sergio Pellissier ha davvero creato un precedente, uno spirito professionistico da tutti i punti di vista, anche, ci permettiamo di dirlo, sul piano mediatico, che ha portato la terza categoria e nella fattispecie la Clivense davvero in alto. Ecco Pippo Pavoni a prendersi il trofeo con Marco Segalla commosso, con le braccia incrociate di fianco al delegato provinciale Claudio Prando, probabilmente a parlare dello spirito del padre che dall'alto sarà contento per una cornice così meravigliosa per questo epilogo del Memorial a lui intitolato. De Martis con lo spumante sui suoi compagni di squadra, con anche giocatori che abbiamo visto poco o meno degli altri. Gasparato, che ha vinto quest'anno il suo 10° campionato nei dilettanti, ci viene incontro Francesco Gasparato, eccolo qui anche lui con la medaglia. Poi Romeo, che non ha giocato mai per questo infortunio. Una serie di giocatori che vanno ricordati anche per la prima parte Jacopo dell'anno, che li ha visti protagonisti. Poi non so, Anastasi, Felici, Fasoli, che Beneduce, bravo, che c'erano, poi per motivi di lavoro, per magari problemi legati al Covid, perché non erano vaccinati e hanno scelto di mantenere questa decisione, e vanno comunque messi nel novero e nel palmarès di questa impresa tripla che la Clivense si sta adesso celebrando sotto il Northside 94, nella 27ª stagione di vita del gruppo tifosi e nella prima assoluta della squadra bianca-azzurra, che adesso si va a fare la foto con la coppa proprio sotto i suoi tifosi. La vedrete su tutti i giornali e su tutti i siti, questa bellissima foto con metà giocatori sdraiati, metà a petto nudo, e non sentirete, guardando quella foto, la colonna sonora dei Queen, ma ve la ricorderete. Ci salutiamo qui. Jacopo Segalotto della Cronaca di Verona, è stato davvero un onore, un piacere, lo ripetiamo. Abbiamo
aperto il 30 ottobre per quanto mi riguarda, ma la squadra Avelia naturalmente aveva aperto molto prima, già a settembre, con la Clivense. Io il 30 ottobre con le telecronache, tu poco dopo. Il 30 ottobre era proprio la trasferta lunghissima a Vestenanova, e chiudiamo con l'applauso doppio alla Clivense e al Vestenanova per la sua stagione meravigliosa. Ringrazio la squadra di Avelia, i registi Pablo Tarocco, Andrea Colognese, Gianni Patuzzo, gli operatori Alex Veronese e tutti gli altri tantissimi che ci hanno accompagnato a raccontarvi sui canali YouTube di Avelia e della Clivense, e sulla pagina Facebook della Clivense, in streaming su Radio Adige, sull'applicazione di Teleradio Adige, 1 miliardo di canali, amici sportivi, per seguirci. E chiudiamo, Jacopo Segalotto, con un saluto. No, volevo anche ringraziare te, Luca, per la tua professionalità. È stato un onore farti da seconda voce durante queste partite. Hai dato quel tocco in più, all'altezza comunque di una squadra che in campo ha dato tutto, ma anche tu col tuo lavoro veramente hai dato voce a questo trionfo. E allora, amici sportivi, vi salutiamo, buon proseguimento di estate e di vita. Vi saluto con la mia parola preferita: grazie. Siete appassionati di sport? Vi piace essere aggiornati e stimolati nelle vostre passioni sportive? Non sapete come passare i vostri weekend senza annoiarvi? Iscrivetevi al canale YouTube di Avelia HD Live per essere sempre a contatto con i vari sport tramite le dirette streaming. Come fare? Facilissimo. Scrivi sul tuo smartphone nell'app di YouTube Avelia HD Live e iscriviti al canale effettuando un semplice tab su Iscriviti. Riceverai una notifica di avviso per ogni diretta da noi trasmessa. Avelia è il partner giusto per garantire al tuo business una connessione internet stabile, veloce ed affidabile, ideale per abilitare la tua azienda a qualsiasi servizio cloud. Avelia ti aiuta a scegliere la soluzione più adatta alle tue necessità e ti offre servizi a valore aggiunto per sviluppare il tuo potenziale, come la doppia rete Wi-Fi per dare il massimo ai tuoi ospiti senza rallentare il collegamento aziendale, o la linea di backup in tecnologia alternativa per garantirti sempre la continuità del servizio e l'accesso ai tuoi servizi cloud. Avelia installa inoltre centralini VoIP di ultima generazione che permettono maggiore flessibilità per integrarsi al meglio con il tuo business. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.